Buongiorno e ben ritrovati. La nostra prima edizione oggi 25 agosto e dunque manca un mese esatto alla tornata elettorale, al voto, e quindi parleremo ampiamente di politica in questa nostra prima edizione, ma come sempre parleremo di cronaca, parleremo di economia. C'è un nuovo record del prezzo del gas e lo spettro del razionamento, e poi la cronaca che si impone, perché purtroppo abbiamo parlato in questo mese terribile di agosto delle tragedie sulla strada, soprattutto nella Marca. Ebbene, c'è da registrare l'11ª vittima della strada nella Marca in questa nottata, in questa giornata, poco dopo 00:30, ma ce ne parlerà fra poco Christian Arboit. Un 17enne, Kevin Carraro, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava in sella appunto alla sua bicicletta. E poi c'è stato un altro incidente mortale nel Veronese. Insomma, è una strage che continua senza fine, tantissime le vittime giovanissime in questo mese terribile, che fa tornare alla mente davvero annate che non si vedevano da lungo tempo. Però il nostro Christian Arboit, non so se è già in collegamento, prima di raccontarci di questo ennesimo purtroppo tragedia, di cui ci parlerà ampiamente più tardi, si trova sempre a Castelfranco, perché la tragedia del 17enne è successa a Campigo di Castelfranco, ma Castelfranco è nell'occhio della cronaca anche perché all'alba è scoppiato un incendio in una palazzina che ha costretto all'evacuazione questa palazzina. E allora lo vedo collegato. Christian. 3, 2, 1. Christian, sei collegato? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te, ai telespettatori di Antenna 3. Con Nicoletta Rizzetto ci troviamo nel garage dove questa mattina alle 5 è andata a fuoco questa macchina che in questo momento gli uomini dei vigili del fuoco, i tecnici, stanno imbragando, stanno portando via. Sono state scene, sono stati attimi, minuti di autentico terrore per tutta la palazzina. Sono diverse le famiglie evacuate. Cos'è successo? Questa macchina, una macchina a GPL, è andata appunto a fuoco, ci sono state delle esplosioni, i residenti, i condomini si sono svegliati, quindi poco prima dell'alba, e sono scesi per l'appunto all'esterno, in strada. Ci sono state anche scene di panico, così ci hanno raccontato, però fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto è stato davvero tempestivo. Abbiamo evitato una strage, o comunque abbiamo evitato che potesse andare molto ma molto peggio, così ci hanno raccontato alcuni residenti. Tra l'altro proprio questa notte c'è stato l'incidente di cui sicuramente hai già parlato, poi andremo anche sul posto. Quindi i vigili del fuoco erano impegnati anche in via Lovara per il tragico incidente mortale costato la vita al 17enne, e poi appunto si sono portati qui in via Spagna. Siamo in via Spagna al Civico 20. Adesso stanno facendo le manovre, stai vedendo Nicola, stanno portando via l'auto. Il sindaco Marcon è dietro quest'auto, adesso lo stiamo raggiungendo per una battuta, perché ovviamente sono ore molto concitate, sono ore difficili per la comunità di Castelfranco. Vediamo se possiamo passare. Grazie davvero ai vigili del fuoco. Eccoci. Allora, sindaco, siamo qui con il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. Ecco, Marcon, è stata una notte difficile questa per la comunità di Castelfranco. Prima l'incidente è costato la vita alla 17enne, poi appunto anche questo incendio, questo allarme. Sì, una notte molto difficile, una notte che è cominciata con l'incidente, e rispetto al quale esprimo il mio cordoglio alla famiglia e quello della comunità che si stringe attorno ai familiari per questo incidente mortale che ha visto un ragazzo di non ancora 18 anni perdere la vita. E quindi altre parole credo che non siano da aggiungere su questo ennesimo purtroppo dramma di incidenti stradali, le cui dinamiche sono al vaglio
delle forze dell'ordine. E poi l'allarme si è spostato qui in via Spagna, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i residenti ci dicono perché è stato un intervento molto tempestivo dei vigili del fuoco. Sì, come sempre, anche in questa occasione i vigili del fuoco hanno dimostrato la loro capacità di intervenire tempestivamente e con professionalità, perché al di là insomma, hanno circoscritto l'incendio nella zona dove è successo e siamo ancora qui a dare risposte cercando di mettere in sicurezza l'immobile, che non ha problemi strutturali. Vi sono alcuni servizi che sono venuti meno su tutti la fognatura e quindi rende difficile. Quindi rientreranno in giornata. Grazie Sindaco Marcon. Un'ultimissima battuta al caposquadra Bottaro. È stata una notte molto impegnativa per i vigili del fuoco. Sì, dalle 4:54 che sono intervenuti i colleghi, che c'era un bel fuoco, era bello impegnativo, è stato. Abbiamo scoperto anche in questo momento che l'autovettura è a GPL, che non sapevano i colleghi che era GPL, ulteriore pericolo, perché c'era anche il problema, con il rischio che poteva esplodere anche la macchina, invece fortunatamente è nato tutto. Siamo andata solo a fuoco, poi si è distrutta, ma non ci sono state esplosioni, poteva andare sicuramente peggio. Sì, poteva andare sicuramente molto peggio. Grazie davvero Bottaro, grazie per il suo lavoro. Nicola, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea qui da via Spagna, adesso ci muoviamo in via Lovara, a te la linea. Grazie a Christian Arboit. Allora più tardi ci collegheremo dalla zona dell'incidente del 17enne morto purtroppo lungo la strada a Campigo nella notte. Saluto e ringrazio Andrea Martella, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Segretario regionale del Partito Democratico, nonché candidato del Partito Democratico a queste elezioni, insomma ormai manca davvero un mese. Allora colgo l'occasione, visto che abbiamo parlato purtroppo dell'11ª vittima della Marca, ma poi il conteggio sale ovviamente se contiamo tutte le vittime del Veneto, ma è in particolare nella Marca che sta accadendo questa scia di sangue. Si è detto tante volte repressione, educazione, però mai come quest'anno davvero stiamo contando croci tra i giovanissimi. Cosa si può fare anche a livello governativo? Beh, innanzitutto faccio apporgere la solidarietà alla comunità di Franco, al sindaco, a tutti i cittadini, alla famiglia del ragazzo che è vittima di questo incidente stradale, così come le famiglie degli altri che nei giorni scorsi hanno subito questa tragica fine. È vero, bisogna fare molto di più, bisogna fare della sicurezza stradale una priorità, perché ogni anno sono moltissimi, sono migliaia i morti nel nostro paese. Dobbiamo avere una legislazione più veloce, dobbiamo metterci più tecnologia anche per il controllo delle strade e ci vuole sicuramente una prevenzione attraverso strumenti informativi e tecnologici, oltre alla necessità di lavorare sulla formazione a partire dalle scuole per fare sì che la cultura del rispetto delle regole stradali, del codice della strada sia un elemento fondante del nostro stare insieme. Ecco, ci vogliono tutte queste cose, è sempre difficile dirlo dopo un evento tragico, ma è necessario introdurre tecnologia, informazione, controllo affinché le nostre strade siano più sicure. Senta, sono tante le emergenze che deve affrontare questo Paese, c'è anche questo ovviamente perché è davvero diventata un'emergenza di cronaca, ma poi c'è un'emergenza che viene ribadita giorno dopo giorno e che ogni giorno sembra più grave. Oggi il gas ha toccato 315 euro a megawattora questa mattina, ha sfondato un tetto record. Questo significa che si deve mettere mano sicuramente a quel piano di risparmio energetico che probabilmente il governo tra martedì o mercoledì
deciderà. È una patata bollente in mano a chi governerà poi dal 25 di settembre. C'è lo spettro del razionamento. Secondo lei davvero si potrebbe arrivare al razionamento? Molti dicono è impossibile che poi Putin chiuda definitivamente il gas completamente, deve finanziare la guerra in Ucraina, ma comunque la situazione è questa. Il piano, lo ricordiamo, del governo prevedrebbe la temperatura massima a 19 gradi, un'ora in meno di accensione del riscaldamento, ma ieri Confindustria ha proposto addirittura 17 gradi nelle abitazioni per risparmiare milioni di metri cubi di gas per le imprese. Cosa succederà? Cosa sta succedendo? Cosa si può fare? Beh, innanzitutto mi faccia dire che aver fatto cadere il governo Draghi è stato davvero una scelta negativa da parte di Movimento 5 Stelle prima e Lega e Forza Italia dall'altra, perché oggi saremmo più forti in Europa per trattare condizioni migliori per il prezzo del gas e per garantire l'autonomia del nostro Paese. È stato un grande errore che ha interrotto un percorso che sta continuando. Anche ieri il Premier Draghi ha detto che nel prossimo Consiglio d'Europa l'Italia, insieme ad altri paesi, proporrà nuovamente il tetto al prezzo del gas a livello europeo. Ma naturalmente per fare fronte a questa impennata dei prezzi del gas e anche dell'elettricità è necessario intervenire con delle misure efficaci e da subito. È per questa ragione che noi come Partito Democratico abbiamo proposto di introdurre un tetto al prezzo dell'elettricità a livello nazionale. Questo si può fare per scelta nostra, indipendentemente dalle scelte europee. Per questo come Partito Democratico abbiamo proposto un contratto di luce sociale per le famiglie, per i cittadini meno abbienti. Per questo abbiamo proposto anche un intervento a favore delle imprese per aumentare il credito d'imposta sugli extra consumi da parte delle imprese, in modo da favorire che le nostre imprese continuino a produrre e a lavorare, dando il lavoro anche a tanti nostri concittadini. E infine abbiamo anche proposto una riduzione diciamo per le famiglie, come dicevo prima, in un contesto in cui dobbiamo ben sapere che l'economia delle famiglie, la tutela del potere d'acquisto è un tema centrale, è il tema centrale di questa campagna elettorale, ma è un tema centrale soprattutto per i prossimi mesi. Quindi lei giustamente ha detto che cosa accadrà. Beh, noi abbiamo attraverso il governo Draghi diminuito la dipendenza da parte del gas russo, abbiamo scelto altre forme di approvvigionamento da altri paesi, abbiamo spinto sulle energie rinnovabili e naturalmente tutto questo ha bisogno di un percorso che continui. Chi governerà, io mi auguro che sia il centro-sinistra, dovrà continuare a fare così, muovendosi sulla direzione prevista da Draghi. È chiaro che io non so se ci sarà bisogno, mi pare che gli stoccaggi siano alti, di un piano di razionamento, ma un piano energetico di risparmio sicuramente dovremmo metterlo in campo, perché è necessario non trovarci in una situazione di ulteriore emergenza. Altre emergenze che lei intravede che vanno affrontate subito, c'è anche un tema sanità che va affrontato dal settembre in poi in Italia e in Veneto. Sì, diciamo che tutto quello che ha a che fare con l'economia dei cittadini, delle famiglie, e cioè, come abbiamo detto, il caro bollette, il carrello della spesa, la lotta all'inflazione. Naturalmente i servizi, a cominciare da quelli della sanità, devono essere al centro delle proposte e al centro delle azioni di un futuro governo. Noi abbiamo da tempo messo in evidenza come, per esempio, nella nostra regione la riduzione dei tempi di attesa per le visite mediche sia una priorità, così come sia una priorità il fatto di consentire a tutti i cittadini di avere un medico di famiglia, e sappiamo che non ce ne sono, così come è una priorità garantire servizi territoriali, di comunità più vicini a tanti cittadini. Ecco, noi ci vogliamo muovere per fare questo. Naturalmente c'è bisogno di
un ulteriore intervento sul Servizio Sanitario Nazionale che noi vogliamo potenziare. Si è visto come sia importante un sistema di sanità pubblico durante la pandemia, vogliamo potenziare, contrariamente al centrodestra che insomma surrettiziamente in questi anni ha cercato invece di privatizzare. Senta, dicevamo prima, manca un mese ormai alle elezioni, è passata un po' in questi giorni la tempesta che ha attraversato tutti i partiti, insomma, perché i cosiddetti malumori delle basi hanno attraversato PD, Lega, Forza Italia, gli stessi Fratelli d'Italia, e nel mirino c'è sempre quella legge elettorale. Ritiene che, è chiaro che ci sono priorità economiche che sono urgentissime, ma ritiene che anche mettere mano a quella legge elettorale sia una priorità per non ritrovarsi poi fra 5 o 4 anni, quanto durerà la prossima legislatura, sempre di fronte ancora una volta al problema di una legge elettorale che così com'è dà poco spazio spesso ai territori? Sì, io penso che la legge elettorale vada cambiata, sarebbe stato meglio cambiarla anche nel corso dell'ultima legislatura, trasformarla in una legge in senso proporzionale che potesse garantire ai partiti di presentarsi con le proprie proposte e poi di lavorare in un sistema di alleanze. Così non è stato, per responsabilità anche dell'interruzione della legislatura anticipata, perché nell'ultima parte era possibile attivare anche questo percorso, e naturalmente questa legge elettorale davvero pessima e il taglio del numero dei parlamentari, la riduzione di 1/3, ha reso per tutti i partiti molto difficile il passaggio della composizione delle liste. Ci siamo trovati di fronte oggettivamente ad una strettoia con la necessità, come ha detto Enrico Letta, di dover fare delle scelte difficili e dolorose. E io credo che noi abbiamo cercato di farle come Partito Democratico sulla base di un principio di responsabilità, di attenzione ai territori e di attenzione al pluralismo interno. Mi pare che altri partiti l'abbiano fatto in modo molto più discutibile e se ne vedono anche i risultati, però oggettivamente, perché questi passaggi siano più agevoli, c'è la necessità di avere un'altra legge elettorale e io penso dovrà essere un tema da affrontare nella prossima legislatura. Ma naturalmente diciamo che se penso alle questioni che riguardano le questioni da affrontare fin da subito, mi viene da dire che noi dovremmo affrontare seriamente il tema del lavoro, di un lavoro meno precario, più stabile, meglio pagato, e il tema della sostenibilità ambientale, perché è quello dei cambiamenti climatici, perché è quello che abbiamo vissuto quest'estate, la siccità, un'estate torrida e infinita, e ancora gli eventi meteorologici improvvisi, e quanto è avvenuto in Marmolada ci dice che dobbiamo agire e agire subito, e questo non può più essere un tema che si guarderà nel futuro. Ecco perché tra il centro-sinistra e il centro-destra ci sono delle differenze molto nette a proposito dei cambiamenti climatici, che altri hanno negato, a proposito della sanità, come abbiamo detto prima, a proposito delle tasse, perché noi vogliamo garantire una riduzione del cuneo fiscale per le imprese, una mensilità in più ai tutti i lavoratori. Dall'altra parte invece si vuole fare una politica che dà più ai ricchi con l'introduzione di una flat tax che, come è evidente, agevola chi guadagna di più. Grazie davvero allora al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, ci risentiremo ovviamente nei prossimi giorni, grazie davvero. Grazie a voi. Riprenderemo poi con la politica come sempre nella nostra ultima parte della prima edizione. Allora io adesso andrei in pubblicità, dopodiché torniamo a parlare di cronaca. Pubblicità. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, torniamo allora alla cronaca. Abbiamo dato in apertura della nostra prima edizione la notizia della
tragica morte di un 17enne, Kevin Carraro, a Campigo di Castelfranco, travolto in bici da un'auto, l'11ª vittima nella Marca in questo agosto terribile. C'è stato un altro incidente mortale, questa volta lungo la Transpolesana, la strada statale 434, all'altezza del comune di Isola Rizza, Verona. Un operaio è stato investito e ucciso mentre stava tagliando l'erba, lo vedete in questa zona, in un'aiuola, nei pressi di un'area di servizio, investito da un furgone che lo ha appunto travolto e ucciso. Come vedete proprio nelle immagini il punto poi dell'impatto. Inutili purtroppo i soccorsi dei sanitari del SUEM, sono intervenuti con i vigili del fuoco, ma per l'operaio purtroppo non c'era nulla da fare. Un'altra dunque tragedia dopo quella che ha coinvolto Castelfranco. Vi ricordo che fra poco ci collegheremo con Christian Arboit dal luogo proprio dell'incidente di Castelfranco. Un Christian Arboit che in apertura ci ha parlato anche di un pauroso incendio avvenuto sempre a Castelfranco in un condominio con un'auto a GPL che ha preso fuoco, ha rischiato poi di esplodere. Il condominio è stato evacuato, fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, ma la paura è stata tanta. Sempre sul fronte incidenti, ancora un altro incidente a Torre di Mosto. Ha sbandato con l'auto ed è volata contro un platano. Una ventenne residente a San Stino di Livenza è stata ricoverata nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata. L'incidente è accaduto questa mattina in via dei Pioppi a Torre di Mosto. La ventenne ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, sbandando e piombando di lato contro un pioppo che costeggia la strada. Nello schianto è rimasta incastrata nell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'elicottero per l'immediato trasferimento all'ospedale, mentre i carabinieri di Portogruaro stanno lavorando per accertare cause ed eventuali responsabilità. L'auto è stata poi rimossa dal soccorso stradale e portata nel deposito per essere sottoposta a eventuali accertamenti dei militari dell'Arma. Una piaga sociale, così ha definito l'ondata di incidenti nella Marca trevigiana, le tante vittime, il procuratore capo di Treviso, tanto da aver indetto un vertice urgente proprio in procura nei prossimi giorni. Intanto, lo dicevamo anche prima, è fondamentale ripartire con l'educazione stradale. In questi primi 23 giorni di agosto sono 10 le persone che hanno perso la vita sulle strade della Marca, 9 in appena 2 settimane. Numeri che mostrano in tutta la sua gravità quella che il procuratore di Treviso, Marco Martani, descrive come una piaga sociale. Siamo davanti ad una questione culturale, direi quasi un problema antropologico. È evidente che manca la cultura della sicurezza, c'è tanta distrazione, ma soprattutto, aggiunge il capo della procura, troppe persone si mettono al volante dopo aver assunto alcolici, i cui effetti sui guidatori sono devastanti. Disattenzione, alta velocità, guida in stato di ebbrezza, sono tanti e diversi fattori causa di incidenti, a volte dalle conseguenze drammatiche. Prevenire le stragi deve essere l'obiettivo da perseguire anche attraverso quelle campagne sulla sicurezza stradale che avevano abbattuto il numero delle vittime, come mostra questo grafico. Curva che è tornata a risalire dopo il 2010, quando le iniziative come conseguenza della riforma del Rio delle Province erano state sospese. Dallo scorso anno nella Marca sono ripresi gli incontri nelle scuole superiori con i ragazzi di quarta e quinta, ma dal prossimo anno scolastico si intende tornare ai progetti che coinvolgano tutti gli studenti. Con gli altri enti, US e poi con tutte le polizie urbane, con la Polizia di Stato, con Carabinieri, è potenziato nel senso che dovremo andare a toccare tutte le scuole. Aiutare i ragazzi a vedere oltre, a prevenire le situazioni di pericolo alla base delle lezioni. Noi l'incidente glielo facciamo vedere, tipo questi che abbiamo visto prima, prima lo facciamo vedere in tempo naturale, poi lo sezioniamo, lo tagliamo. Ma il progetto punta ad un ulteriore passo. E dovremo anche ricominciare quello che avevamo fatto negli anni, che era servito tantissimo, quelle prove pratiche. Educazione stradale che vuole raggiungere anche i più anziani con progetti ad hoc. Dei video appositi, soprattutto sulle condizioni quelle difficili dove gli anziani non hanno magari ben compreso alcune cose e magari le fanno un po' a rischio. Abbiamo preparato già dei materiali e io penso che dal prossimo anno cominceremo già con delle lezioni pratiche da fare a loro. L'Unione Europea ha fissato un obiettivo, 0 morti sulle strade entro il 2050.
io sono convinto che ripartendo e avendo la forza di ripartire adeguatamente dobbiamo riuscire a riportare i morti su quella linea gialla che ci ha indicato la Comunità Europea. Torniamo a parlare del caro energia, abbiamo parlato del caro gas all'inizio di questa trasmissione, ci colleghiamo subito con il nostro Federico Fusetti a Padova, c'è un aggiornamento su uno dei tanti fronti, quello delle case di riposo, è così Federico? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. In effetti, insomma, Padova, come le altre città del Veneto, si trovano anche un po' a fronteggiare questa preoccupazione legata alle case di riposo e legate, questo è un allarme lanciato da Uripa, che è l'Unione degli Istituti di Assistenza del Veneto, un allarme legato ai possibili aumenti delle rette per gli ospiti delle case di riposo. Lo chiediamo a Stefano Bellon, che è presidente dell'Alta Vita IRA, che è una delle più importanti case di riposo di Padova. Tra l'altro, insomma, lei è stato anche uno dei fondatori di Città della Speranza, tanto per, insomma, inquadrare il suo ruolo a Padova, ed è già stato presidente dell'IRA alcuni anni fa. È una preoccupazione reale, soprattutto, insomma, credo che le famiglie siano diciamo un po' in ansia e vogliono capire se effettivamente c'è questo pericolo di aumento delle rette, dice l'Uripa, fino a 400 euro al mese. Beh, innanzitutto buongiorno e grazie dell'opportunità che mi viene concessa, soprattutto per rassicurare che la preoccupazione è sicuramente presente ed era prevista, perché sapevamo che nel bilancio dovevamo in qualche modo prevedere questo aumento per quanto riguarda le tariffe dei servizi, ma è una preoccupazione sulla quale noi siamo concentrati, ma non c'è assolutamente l'intenzione di aumentare le rette, e quindi voglio rassicurare i nostri concittadini che Alta Vita IRA farà tutto il possibile per contenere e tenere la retta attualmente vigente. Voi avete circa 500 ospiti. Tra le varie residenze, tra le due residenze principali dove abbiamo appunto l'ospitalità stazionaria, perché abbiamo altri 2 centri diurni, abbiamo circa 500 ospiti. E allora la vera preoccupazione qual è? La vera preoccupazione è quella di riuscire a mantenere la qualità dei servizi che siamo in grado di dare da sempre, da almeno 200 anni, e quindi la vera preoccupazione è riuscire a fronteggiare le carenze del personale e quindi riuscire a tenere i nostri dipendenti affiliati ad Alta Vita IRA, limitare il più possibile le fughe verso altre istituzioni, soprattutto verso le aziende ospedaliere o le USL, che sono delle calamite importanti per il personale, perché purtroppo le differenze di corresponsione economiche non giocano a favore nostro, e quindi la vera emergenza, la vera sfida, la vera preoccupazione è proprio quella di riuscire a tenere e ad avere il personale. Anche gli enti formatori fanno fatica a reclutarli, e anche quelli che vengono reclutati fanno fatica ad arrivare alla fine del percorso, per cui sono un discreto numero di fatiche che dobbiamo affrontare. Per adesso siamo riusciti ad affrontarle senza particolari colpi negativi, compresa l'emergenza Covid, e quindi questa è la vera preoccupazione. Le bollette, io penso che assolutamente riusciremo a contenere e a tenere le attuali rette. Grazie dottor Stefano Bellon. Nicola, se non hai domande. Grazie a Federico Fusetti. Dalle case di riposo alle aziende. Abbiamo sentito prima il presidente di Confindustria Bonomi ha proposto di portare addirittura a 17 gradi il riscaldamento nelle abitazioni questo inverno per poter risparmiare il gas per le imprese. C'è una bolletta record, un altro caso di un imprenditore padovano del settore trasporti, rincari oltre il 200%, ora dovrà pagare queste bollette con gli utili dell'anno precedente. C'è stato un aumento che è stato spropositato, circa più del 200% in più rispetto alle bollette di luglio 2021. Per i consumi dell'energia elettrica del mese di luglio 2022, Massimiliano Berto, titolare della Battagin Trasporti, dovrà sborsare più di 47.000 euro, per la precisione 32.515 euro per la sede di Tribano e 15.150 euro per la sede di Cardano al Campo in provincia di Varese. L'azienda, che si occupa di trasporto merci dal produttore alla grande distribuzione, in estate ha sempre bollette più alte, ma questa volta gli aumenti sono esorbitanti e
superano il 200%. Nel nostro caso, è il caso di tutte le aziende, non si possono aumentare i prezzi, bisognerebbe fare un aumento dei prezzi sproporzionato, nel nostro caso le tariffe del trasporto, ma i nostri clienti sono aziende produttrici alle quali non possiamo sottoporre da oggi a domani aumenti del 30% sulle tariffe di trasporto, perché vorrebbe dire metterle in difficoltà sicuramente, metterle in crisi o si va fuori mercato. 80 dipendenti, 50 camion. I tempi duri nel settore trasporti sono iniziati a marzo con il caro carburante, ora quello dell'energia, e per far fronte a queste bollette la ditta di Massimiliano Berto dovrà andare ad intaccare gli utili dello scorso anno. Siamo una piccola azienda che ha sempre vissuto di economie e che ha sempre messo da parte, tra virgolette, e le bollette si pagheranno. Il problema è poi l'anno prossimo cosa faremo? Perché i bilanci a fine anno si fanno e in base a quelli poi un imprenditore deve decidere cosa fare, ma se dobbiamo lavorare in queste condizioni non ci sono alternative. La speranza è che qualche aiuto possa arrivare dallo Stato, a cui l'imprenditore fa appello in vista anche delle elezioni politiche. Quello che tutti ci aspettiamo è sostegno alle imprese, perché tutte le imprese, tutto il settore produttivo è colpito, ma è colpito in modo pesante. Per cui speriamo che chi vada a governare riesca a fare qualcosa, anche se personalmente la vedo molto nera. Il pessimismo di questo imprenditore è il pessimismo anche di un altro settore colpito dal caro bollette, quello di bar e ristoranti. Sempre a Padova le stime di APPE per l'autunno sono drammatiche. Sono almeno 600 i pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e locali del Padovano a rischio chiusura per colpa dei rincari dei costi energetici. Questo si traduce in circa 3.000 posti di lavoro che verrebbero a mancare. Le stime sono state fatte da APPE Padova, che ha organizzato per oggi una riunione per mettere a punto una serie di richieste a sostegno degli esercenti. È la parte politica che dovrà, a nostro avviso, introdurre delle agevolazioni per calmierare quello che è il costo delle forniture. Altrimenti, se proseguiremo su questa china, con questo andamento, veramente centinaia di imprese non arriveranno alla fine dell'anno. Non passa giorno durante il quale non arrivino telefonate alla segreteria dell'associazione o a me direttamente di imprenditori veramente con le lacrime che ci confessano di non sapere più quale fornitore pagare, se continuare ad andare avanti con la propria attività o se convenga invece abbassare per sempre le serrande. Trasformare il credito d'imposta sui consumi energetici in sconto in fattura e permettere la rateizzazione in almeno 12 rate delle fatture di tutto il secondo semestre 2022. Sono queste le prime due richieste che APPE Padova avanza al governo affinché le maxi bollette di energia elettrica e gas non causino la chiusura di tantissime attività, quelle attività che stavano uscendo dagli anni difficili della pandemia e ora si trovano ad affrontare un ulteriore salasso. Il settore del commercio è particolarmente preoccupato anche nel bellunese, soprattutto nel bellunese. Ovviamente i costi e i rincari di energia, soprattutto per il riscaldamento nella zona di montagna, sono più elevati e quindi più elevato il rischio davvero di salasso. Il grido d'allarme di Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Possiamo dire che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Sì, è una difficoltà che deve essere risolta in tempo brevissimo, perché le aziende non chiudano veramente. Un grido d'allarme, l'ennesimo, dall'energico presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni. Il caro energia e le speculazioni ingiustificate stanno piegando il mondo del commercio, quello di montagna in particolar modo, che protesta per l'obbligatorietà del POS in un territorio ancora non coperto dalla fibra ottica e che presto dovrà fare i conti con la riaccensione del riscaldamento molto prima di quanto avviene in pianura. E allora sì, i guai si faranno seri. Quando la casa brucia, lasciamo stare di giocare a 3-7 e cerchiamo di spegnere il fuoco. Abbiamo un cocktail velenoso. Dopo il Covid, che poi c'è ancora, ecco che arriva un costo energetico assurdo. Il costo energetico fa muovere anche tutta quella che è un'inflazione, e se l'inflazione è una cosa buona per il commercio,
EQB, quanto basta, come il sale, non possiamo farla arrivare al 10 e al 15%, ormai siamo al 10%. La categoria sta soffrendo, quante imprese nei prossimi mesi si troveranno al bivio? Io ho grossi problemi a pensare per quest'autunno quanti apriranno per l'inverno, i costi che ci sono altissimi. Dobbiamo in qualche maniera intervenire. L'appello alla politica è netto. Quella del passato è stata una sponda efficace, afferma Doglioni. Ma domani? Si toglievano la casacca del partito per lavorare per la montagna. Ahimè, sapete come siamo. La preoccupazione è reale. Il riferimento alla futura rappresentanza della montagna in Parlamento non fa dormire sonni tranquilli. Quello stesso Parlamento in cui giace quella legge salutata pochi mesi fa con grande entusiasmo, che potrebbe dare una possibilità concreta alle imprese montane senza gravare sullo Stato. Era passata al Consiglio dei Ministri e adesso doveva seguire l'iter. Mi auguro veramente che chi sarà eletto qui da noi, ormai il nome lo si sta facendo, è un amico anche lui del territorio, lo conosce bene, speriamo possa portarlo avanti. E c'è anche ovviamente la difficoltà di far quadrare i bilanci con l'aumento delle bollette insieme alla carenza di studenti, il problema che spinge in Veneto a non far aprire le proprie porte a 18 scuole paritarie, a pagare il prezzo più alto la Marca Trevigiana e la provincia di Padova. Mancanza di bambini e difficoltà dal punto di vista gestionale legate ai rincari di luce e gas. Dai dati del Ministero dell'Istruzione, a settembre 18 scuole paritarie venete non riapriranno le aule ai loro studenti. La gran parte nella Marca Trevigiana, 7, 6 in provincia di Padova, 2 nel Rodigino, 1 rispettivamente nelle province di Venezia, Vicenza e Verona. 11 di queste sono scuole paritarie dell'infanzia, a confermare il trend degli ultimi 5 anni, che registra una perdita di 10-12 istituti tra asili e nidi all'anno. A soffrire maggiormente la provincia di Treviso, che conta la chiusura di poco meno della metà delle scuole paritarie venete. Nel dettaglio, a settembre la campanella non suonerà nelle scuole dell'infanzia paritarie Angelo Toso di Casiera, Angeli Custodi di Morgano, Dottor Bernardo Brunelli di Miane, Maria Immacolata di Vedelago, l'Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia Cavanis, Collegio Canova di Possagno, il Liceo Classico Europeo con opzione giuridico economico Brandolini Rota di Oderzo. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso invece dal prossimo anno scolastico cesserà l'indirizzo di studio Liceo Scientifico Quadriennale, resteranno invece il base e l'opzione Scienze Applicate. A pesare su queste scelte sofferte, da un lato la denatalità e la conseguente carenza di studenti, dall'altra i costi sempre più elevati che pesano sulle casse delle scuole, soprattutto per le realtà più piccole di nidi e materne paritarie. Conti alla mano, la media regionale parla di rincari sostenuti dagli istituti del 140% per l'energia elettrica e del 100% per il gas, ma ci sono zone della regione che pagano uno scotto ancora maggiore. Poi abbiamo tutta la fascia pedemontana, quindi l'Alto Veronese, l'Alto Vicentino, l'Alto Trevigiano e il Bellunese, che ovviamente hanno ben altre bollette, soprattutto del gas per il riscaldamento ovviamente. Così, di fronte a finanziamenti statali insufficienti, le scuole paritarie si trovano costrette a mettere mano alle rette del prossimo anno scolastico, ad iniziare dagli istituti del Bellunese, Alto Vicentino e Alto Trevigiano. Dovremmo, e abbiamo fatto il calcolo medio, aumentare di circa 20 euro al mese la retta ai genitori. Dovremmo fare questo. Lo dovremmo fare sicuramente dal mese di ottobre in avanti fino ad almeno a marzo. Nelle parti di territorio veneto dove il riscaldamento andrà in tutto questo periodo qua. Sorte simile per tutte le altre scuole dell'infanzia paritarie. Faremo lo stesso aumento, di circa 20 euro, non magari da ottobre, ma partiremo a novembre. Non appena accenderemo il riscaldamento. Il caro energia pesa e peserà sulle casse del trasporto anche pubblico, ad esempio MOM a Treviso che stima 3 milioni di euro di rosso in bilancio che andranno coperti non aumentando le tariffe, perché la linea è stata quella di tenere le tariffe invariate, ma giocoforza aumentando gli abbonamenti. 3 milioni di euro di rosso in bilancio è quanto si prospetta per la MOM a causa dell'aumento vertiginoso dei costi energetici. L'esempio è il metano, passato in pochi mesi da 32 centesimi ad oltre 2 euro al metro cubo. E in questa situazione l'azienda punta tutto sugli abbonamenti.
La mia speranza è quella che la gente usi il mezzo pubblico, e usare il mezzo pubblico vuol dire avere di più dei 30.000 abbonati che abbiamo oggi. Se l'azienda ha di più dei 30.000 abbonati che abbiamo oggi, sicuramente quello che dicevamo prima sul discorso della differenza tra costi e ricavi sui 3 milioni di euro, che sono quelli preventivati a fine anno, dovrebbe in qualche modo essere attutita. Questo è il problema. Ecco dunque un'importante campagna di digitalizzazione con relativo influencer per accattivarsi i più giovani, considerando che il 75% dei passeggeri sono studenti. Rinnovi mensili per non gravare troppo sui bilanci familiari, con sconto di 3 mesi per chi ne acquista 9. Incentivi anche per chi usa il bus per recarsi al lavoro, con il recupero del 50% della spesa. Tutto questo, come già annunciato, senza ritocchi. Noi non abbiamo aumentato le tariffe, lo sapete, l'ente di governo l'altro giorno ha deciso di non aumentare le tariffe. Intanto MOM prosegue con i suoi obiettivi, dal deposito con la nuova sede di via Castellana all'intervento all'ex Cuor, all'ultimazione della sede di Castelfranco, pensando peraltro sia a Montebelluna che a Pieve di Soligo. Poi ci saranno altri 20 autobus a metano che porteranno 83 agli ecomezzi circolanti. Infine ci sono anche 25 nuovi autobus elettrici per il comune di Treviso. Treviso ha ricevuto dei contributi dal PNRR, la decisione del comune è quella di impiegarli in acquisto di autobus elettrici. Quindi alla linea 7 presto andranno ad aggiungersi altre tratte. Sicuramente la linea 1, poi avremo altre linee portanti, quelle importanti di Treviso, penso che complessivamente saranno all'incirca dalle 3 a 4 linee. Caro Energia che si riflette anche sui grandi eventi tradizionali come quello più sentito e storico di Vicenza. Salasso caro bollette che si abbatte anche sull'antica Fiera del Soco, tra le fiere più antiche d'Italia, che torna dopo 2 anni di stop dovuto all'emergenza pandemica e ora fa i conti con gli aumenti del costo dell'energia. La bolletta energetica si fa sentire alla Fiera del Soco e diventa fonte di preoccupazione. Se pensiamo che rispetto al 29 di giugno, data entro la quale avevamo assegnato all'operatore la fornitura, è giusto dell'altro giorno la notizia di un ulteriore 20% di aumento sulla materia prima. Voi pensate che avevamo già stimato, perché avevamo ovviamente già dei preventivi, più del doppio della spesa di energia elettrica rispetto all'ultima edizione che risale al 2019. Ad oggi che abbiamo ovviamente tariffato tutte le aree, quindi gli operatori economici che in qualche modo hanno aderito, non è che possiamo andare a chiedere un ulteriore aumento rispetto a quello che abbiamo budgetizzato, quindi questa è una grande fonte di preoccupazione. Preparativi al rush finale per l'evento che parte il 9 settembre. Nonostante il salasso energia elettrica, c'è fiducia sulle adesioni degli operatori economici, preventivati nell'ordine del migliaio. Fatto così di questi aumenti repentini, voglio dire, ci aveva fatto preoccupare. In questi giorni poi vedere le adesioni, magari qualche luce in più in fondo al tunnel la vediamo, però siamo veramente molto preoccupati perché il tema della consuntivazione poi dei consumi potrebbe ancora portarci degli altri problemi, nel senso che non sappiamo a settembre se ci saranno ulteriori aumenti, sappiamo la materia prima cosa ci costava ieri, ma a settembre quando si svolgerà la manifestazione magari il rischio è quello di beccare nuovi aumenti. Tante le novità in quest'anno zero, oltre all'obiettivo di essere un motore per traghettare l'economia del territorio verso la ripartenza, si punta anche all'importanza dell'impatto sociale dell'evento. Alla fiera partecipano molte associazioni di volontariato e quindi credo che l'opportunità che la fiera possa essere in ripartenza nel 2022 è un motivo anche per loro di traguardare veramente una stagione futura buona per i nostri ragazzi, per i nostri figli. Direi che sappiamo benissimo il valore e l'importanza sociale che fanno queste associazioni, dallo sport alle parrocchie, a tutto quello che ovviamente ne deriva. Il settore dell'agricoltura deve avere a che fare, dovrà avere a che fare, già ha a che fare con i rincari dell'energia, ma ha avuto a che fare con la piaga della siccità tuttora in corso. Allora, quali sono i punti 5 per sostenere proprio il settore primario e contribuire a rilanciare l'economia? Sono i punti base che Coldiretti chiede al futuro governo. Manca un mese al voto e il settore primario ha le idee chiare sull'agenda del governo e del Parlamento che nasceranno dalle elezioni del 25 settembre.
Mai come in questo momento chi sarà al governo, finito il tempo delle chiacchiere, bisogna iniziare subito a lavorare. Già pochi giorni dopo le dimissioni del governo e lo scioglimento delle Camere, il mondo imprenditoriale del settore primario aveva preso carta e penna rivolgendosi al futuro esecutivo che nascerà dalle elezioni. 5 le priorità indicate da Coldiretti, a cominciare dalla difesa del settore agroalimentare, che vale 1/4 del PIL nazionale e occupa 4 milioni di persone, istituendo il Ministero dell'Agroalimentare, sfruttando al massimo i 35 miliardi di euro di fondi europei. Il secondo punto è un netto no alle etichette Nutri-Score, al cibo sintetico e al trattato col mercato comune del Sud America, da cui arrivano prodotti realizzati con pesticidi non autorizzati in Europa e frutto della deforestazione. E poi i fondi del PNRR, considerati la chiave per la sovranità alimentare, logistica ed energetica italiana. È da tempo che avevamo chiesto il discorso di coprire le stalle con il fotovoltaico per dare un'opportunità all'azienda agricola nell'autoconsumo, ma anche di avere delle energie in più da poter vendere, e questo è una delle nostre principali richieste. Quarto punto, lo stop ai cinghiali, più di 2 milioni in tutta Italia, fonte di preoccupazione e pericolo per cittadini e agricoltori. Infine una spinta per la realizzazione degli invasi di acqua piovana per arrivare almeno al 50% di raccolta, a fronte dell'attuale modesto 11%. Per il governo che verrà dopo il voto è chiara l'indicazione sulle priorità. Per cui ci deve essere effettivamente nell'agenda della politica nei prossimi anni l'agricoltura come primo punto, perché al di là di produrre cibo, incentivare gli aumenti delle produzioni, possiamo anche essere quelli che aiutano l'Italia nella produzione di energia, e di conseguenza una forte attenzione verso il mondo agricolo, una convinzione. Come siamo abituati noi, poche chiacchiere e tanto lavoro c'è da fare nei prossimi anni. Allora chiudiamo questa pagina, ampia pagina sul problema del caro energia, ne riparleremo più tardi quando avremo gli ospiti politici per capire cosa fare, visto queste richieste alla politica. C'è un altro fronte di discussione nel veneziano a Mestre, in particolare il degrado, la violenza, lo spaccio, una Mestre dove gli spacciatori, i pusher, ricevono anche su appuntamento con dei cartelli che vengono tranquillamente esposti di giorno. Guardate. Pusher Aria dalle 19:30 alle 24. Chiama. Questa è la traduzione dall'inglese dell'inequivocabile cartello. Compare, manco a dirlo, in via Piave, giusto all'angolo con via Felisatti, strada che dalla stazione dei treni precede via Buccari. E noi lo spacciatore lo abbiamo incontrato oggi all'ora di pranzo, intorno alle 13:30. Eccolo. È un ragazzo giovane, anche sorridente, staziona fisso qui dove campeggia l'avviso in questione. Parliamo in inglese, ci dice che se vogliamo qualcosa, hashish, cocaina o marijuana, ci dobbiamo rivolgere al tunisino che lo precede pochi metri più in là, verso i giardinetti. Ma finisce qui, con telecamera e microfono diamo troppo nell'occhio, insomma di noi non ci si fida. Vero è che reperire droga e di qualunque genere pare essere facile come andare a fare la spesa al supermercato. Tra la repressione del fenomeno e il recupero delle persone tossicodipendenti, la proposta dell'Associazione Cittadine parte con la rinnovata e accorata richiesta al prefetto Zappalorto di prendere parte, cioè al tavolo con le forze dell'ordine, in uno dei prossimi vertici sulla sicurezza, al fine di riunire in una sorta di coordinamento di comitati quelli attualmente presenti in città. Così l'attivista boato della neoassociazione Adesso. Dobbiamo con le forze dell'ordine, abbiamo visto vigili intelligenti, abbiamo visto poliziotti intelligenti, quindi non c'è nessuna acredine, bisogna mettersi assieme per ragionare sulle priorità e le cose da fare. L'obiettivo, far riconquistare la città dalle famiglie e dai bambini. C'è anche le ragazze giovani che erano terrorizzate. Questo si può fare anche qui, ma ci vuole molta energia e molta sinergia, cioè collaborazione. Ridare voce e spazio vitale ai residenti, così anche l'occhio attento e vigile di chi si prodiga da tempo per il bene della città.
che ho aperto la pagina Facebook e robe del quartiere Piave proprio per dare ascolto ai cittadini e pubblicare le cose che accadono su questa piazza. Io ho sempre portato le forze dell'ordine, difatti ho pubblicato parecchie fotografie e filmati dove compaiono le forze dell'ordine. E poi ci sono loro, i commercianti, che si dicono ormai in trincea. Com'è la situazione qui in via Piave per voi commercianti? Un disastro. Io se penso a questo inverno quando arriverà il buio presto ho paura. Abbiamo paura a star qua fino a tardi, abbiamo paura veramente. È uno squallore unico. È uno squallore unico questo quartiere. Non c'è niente da fare, nessuno vuole fare nulla. Punto. Rubato, sì, è sempre rubato. Qualcuno giorno questa bracelet, qualcuno questa sunglass, questa vestiti, sempre. Ogni tanto non c'è tanti clienti, non c'è gente, dopo una signora vecchio porta subito a spaccare cellulare, portafoglio, sempre qua, sempre via. Abbiamo paura veramente. Pensate di chiudere prima con l'orario invernale? Di chiudere prima come orario invernale perché già dalle 4 loro sono postati qua davanti, sono qua da noi. Ormai da negozio storico siamo passati a dove è zona di appuntamento. Queste le drammatiche testimonianze dei commercianti. Ritorniamo a parlare della notizia con la quale abbiamo aperto la nostra prima edizione, l'11ª vittima della strada nella Marca trevigiana in questo agosto terribile, ed è ancora una volta una giovanissima vittima di 17 anni. Dopo averci raccontato la paura per il condominio evacuato per un incendio a Castelfranco, sempre a Castelfranco, a Campigo, il nostro Cristian Alboit insieme a Nicoletta Rizzetto sul luogo dell'incidente. Cristian. Sì, Nicola, buongiorno di nuovo a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo con Nicoletta all'inizio di questo cavalcavia maledetto. Questa notte l'ennesima tragedia sulla strada, questo 17enne che poi non ce l'ha fatta. Era in sella alla sua bicicletta con altri 6 compagni, con altri 6 amici, e si stava muovendo da Campigo, dove aveva trascorso la serata al bar, e stava raggiungendo Castelfranco Veneto, quindi erano in sella alla loro bicicletta. Ci raccontano in fila indiana quando è sopraggiunta questa macchina che ha travolto il povero Kevin. Gli amici che erano con lui hanno subito lanciato l'allarme è stato lanciato anche dall'automobilista, un automobilista di Resana, però guarda, ti farei raccontare direttamente da un amico di Kevin. Non ve lo mostriamo in volto perché è minorenne, ecco, dalla viva voce del suo amico, tu ieri sera, ecco, non diciamo il tuo nome né niente, ti trovavi con lui, stavate procedendo in fila indiana in bicicletta. Sì, stavamo procedendo in fila indiana in bicicletta in direzione di casa per tornare a casa, e lui era poco avanti di me, e rispetto a noi purtroppo lui era già verso in mezzo alla strada. Quando appunto abbiamo sentito sta macchina dall'inizio del cavalcavia che ci aveva fatto appunto il segnale di rimanere a destra, noi eravamo, tutto il nostro gruppo era a destra, mentre Kevin era già a sinistra, più in mezzo alla strada, e la macchina era, diciamo, a una velocità abbastanza elevata, non sicuramente una velocità adatta per questo tratto di strada, e quando a un certo punto Kevin si è spostato sempre di più a sinistra per cercare magari di fare varco, di creare un varco per far sì che la macchina passasse, ma a quanto pare o lui non ha capito le intenzioni della macchina, la macchina non ha capito le sue, la macchina ha cercato di sorpassare Kevin, ma Kevin era già troppo, era quasi nell'altra corsia in pratica, e quindi l'ha travolto in pieno. Tu hai visto tutta la scena? Tutti abbiamo visto tutta la scena, però chi era più vicino, c'era un mio amico dietro, era più avanti, io ero dietro rispetto a Kevin, quindi ho visto proprio tutta la scena, l'impatto, il volo che lui ha subito.
e non ho sentito né urla né niente, ho sentito solo l'impatto con la macchina e lui è rimasto lì tramortito a terra fino a quando sono arrivati i soccorsi. Inizialmente non aveva battito, poi è riuscito a riprenderlo e hanno detto che l'aveva ripreso anche bene e quindi là avevamo tutti ripreso le speranze, anche se eravamo tutti sotto shock uno più dell'altro. E nel momento in cui anche il ragazzo della macchina si è fermato subito, ha detto di stare tranquilli, cioè, anche lui però era molto scioccato. Sono arrivati i soccorsi, hanno portato via e dopo circa un'ora abbiamo avuto, che quell'ora là a noi ci è sembrata 5 minuti dall'adrenalina, da tutto quello che è successo e ci è stato detto che non ce l'ha fatta dal cugino. E lì lo shock, immagino. Sì, eravamo là sopra, siamo tutti seduti per strada, anche i genitori, tutti toccati, provati e non ci sono parole per descrivere. La macchina andava veloce, tu che ricordo hai? Poi chiaramente la Polstrada sta facendo, ricordiamolo Nicola, i rilievi di legge chiaramente, quindi è tutto in evoluzione, ma tu che ricordi hai? Un ricordo non troppo, un po' vago, dato che la macchina mi sembrava anche abbastanza veloce, poi non capisco questa manovra di sorpasso, dato che in questa strada qua non si potrebbe neanche sorpassare, però penso di sì che era una velocità. E ti chiedo, voi eravate stati al bar, avevate ascoltato musica, che serata è stata? È stata una serata molto tranquilla, io era la prima volta che andavo là in realtà, perché ero via in vacanza, quindi loro erano già venuti varie volte qua. È stata una serata tranquilla, tra amici come al nostro solito, di solito siamo sempre fuori a scherzare, a ridere, berci qualcosa, ma sempre nei limiti, insomma, mai senza esagerare. Kev era il ragazzo più responsabile, dato che era il più grande, ci teneva tutti noi, siamo tutti come fratelli alla fine. Che ricordo hai di Kevin? Un ragazzo stupendo. Mi ricordo le sue ultime risate, Era appassionato anche di sport. Sì, lì faceva freerunning. Freerunning. Le evoluzioni in aria così. Sì. Lo conoscevano tutti li volevano bene, non c'era un ragazzo che parlava male di Kevin. Purtroppo è successo, ci ha lasciati. Grazie. Ecco Nicola, questa la testimonianza che nel rispetto ovviamente della privacy abbiamo voluto portarvi, perché insomma poi è giusto raccontare le cose così come sono. Poi insomma parliamo dell'11ª vittima sulle strade della Marca, un'escalation veramente incomprensibile per certi versi nelle scorse ore, lo abbiamo raccontato, anche il pensiero, l'analisi, l'allerta del procuratore capo. È chiaro che anche in questo caso c'è la procura che sta indagando a fianco della Polstrada, è aperto un fascicolo ovviamente per omicidio stradale. Sappiamo che in questi casi è la norma di fatto, quindi una serata trascorsa al bar qui in centro a Campigo, verso mezzanotte e un quarto i ragazzi prendono la loro bicicletta e si dirigono verso Castelfranco. Non ho fatto altre domande perché insomma poi la dinamica è giusto che venga ricostruita da chi di competenza. Sono minuti ovviamente molto delicati. Io direi che per il momento è tutto. Abbiamo già registrato il profondo cordoglio del sindaco Stefano Marcon, che prima era impegnato sul fronte dell'incendio in via Spagna 20, di certo una nottata molto complicata per Castelfranco Veneto. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto da via Lovara di Campigo ti restituirei la linea. Grazie davvero a Cristian Arboiti e anche a Nicoletta Rizzetto, insomma, questa testimonianza drammatica dell'amico di Kevin Carrara, insomma, che ha ricostruito proprio gli istanti del dramma.
Lasciamo le tragedie sulla strada per parlare di West Nile e di Covid. Fra poco ci collegheremo, lo saluto subito, lo ringrazio, il direttore generale dell'ULSS 2, Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, buongiorno. Prima le faccio vedere questo servizio che riguarda, parlando di West Nile, la provincia più colpita, che è quella di Padova, dove ci sono 10 persone in terapia intensiva, ma in ospedale, non in terapia intensiva, ci sono anche 2 17enni. Allora vediamo il servizio che ricostruisce un po' la situazione nella provincia più colpita e ripartiamo da qui con Benazzi subito dopo. Allora vediamo. Si è passati dal Covid al West Nile, un'altra estate di passione per le terapie intensive degli ospedali padovani, che mentre si svuotavano dei pazienti colpiti dal Covid si sono riempite di persone contagiate dal virus trasmesso dalle zanzare. Il bollettino da luglio ad oggi conta 141 casi, di questi 63 sono forme neuroinvasive piuttosto gravi. Negli ospedali dell'USL Eugania sono 16 pazienti ricoverati, in azienda ospedaliera a Padova invece 14, di questi 10 sono seguiti nei vari reparti di terapia intensiva. Questa patologia, determinando una encefalite e una paralisi flaccida, ovviamente ha dei recuperi molto lunghi in terapia intensiva, anche perché hanno necessità di essere ventilati meccanicamente per periodi altrettanto lunghi. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva da più di un mese e anche la ripresa a tempi molto lunghi. Per la prima volta il virus, che per il 70-80% dei casi è asintomatico, non ha colpito solo gli anziani, ma sono stati ricoverati con forme febbrili anche giovani. Attualmente, per esempio, ci sono in cura 2 17enni a Padova. Verosimilmente il clima di quest'anno, che è caratterizzato purtroppo da un caldo forse eccessivo rispetto a quello che eravamo abituati, ha determinato una espressività diversa di questo virus, che ovviamente nella maggior parte dei casi, come lei diceva, è un virus che determina una forma asintomatica o simile influenzale. Oltre alle disinfestazioni messe in campo dai comuni, ci si può difendere così, spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Alba e tramonto, quando usciamo, possibilmente usare camicie a manica lunga, pantaloni lunghi. C'è l'attenzione a tutte quelle situazioni di acqua stagnante, quindi vasi dei fiori, secchi d'acqua, piscinette che usiamo per i bambini in questo periodo, che vanno appunto ricambiate con una certa frequenza come acqua, e così via. Le stesse ciotole per i cani, per esempio, no? Per gli animali non devono essere lasciate lì per tempi prolungati. Contro il virus West Nile ci sarebbe anche un vaccino sperimentato 8 anni fa, lo ha detto il professor Giorgio Palù, presidente di AIFA e professore di virologia dell'Università di Padova, ma è sempre mancata la volontà delle industrie farmaceutiche di svilupparlo, perché la malattia ha una scarsa letalità e un'incidenza variabile legata alla stagionalità, ha spiegato Palù. Allora, dottor Benazzi, abbiamo visto, insomma, Padova è un po' nell'occhio del ciclone per questa situazione, insomma, i casi maggiori sono lì. Com'è la situazione della Marca? Guardi, noi da luglio abbiamo avuto complessivamente 63 casi di West Nile, di cui 51 nel distretto di Treviso, 4 nell'area del Castelfranco, 4 a Pieve di Soligo e 4 persone che sono state ricoverate da noi che erano da fuori ULSS. Attualmente abbiamo sostanzialmente 7 ricoverati. E il coinvolgimento neuroinvasivo abbiamo avuto quindi 15 persone con encefaliti precedentemente ricoverate e 4 con meningiti febbrili. Quindi la situazione anche da noi è una situazione dove evidentemente West Nile colpisce, e ribadisco quello che ha detto il collega di Padova, il dottor Dalben, che bisogna alla mattina presto all'imbrunire usare repellenti, vestiti possibilmente chiari, maniche lunghe, vestiti chiari, onde evitare ovviamente che la zanzara possa pungere, e contemporaneamente chiaramente anche guardare le caditoie, i sottovasi eccetera, per evitare ristagni d'acqua dove evidentemente poi la zanzara può deporre le uova. Avete nella LULSS 2 anche qualche persona in terapia intensiva? No, oggi no, ne abbiamo avuto uno, all'oggi no, abbiamo ancora questi 7 ricoverati che comunque direi stanno andando bene sostanzialmente, siamo riusciti per fortuna a bloccare sostanzialmente la meningite febbrile, e quindi in qualche modo stanno facendo ancora la terapia,
ovviamente però sono in uno stadio di miglioramento. Vi preoccupa questa situazione del West Nile oppure andando verso l'autunno con il freddo potrebbe poi risolversi? Guardi, la West Nile, proprio visto il clima che è così purtroppo ancora caldo, umido, sicuramente ce la porteremo fino a novembre, sicuramente. Quindi è chiaro che siamo un po' preoccupati perché non è che la cosa si risolva. Negli anni precedenti, nei miei ricordi, noi potevamo chiudere perché non è che non esistesse anche negli anni precedenti, però oggi noi abbiamo 63 casi avuto, gli anni scorsi erano 2-3 casi, molto limitati, si risolvevano entro settembre. Oggi temo, visto le temperature, salvo che il clima che ci fa sempre, non riusciamo mai a capire realmente quali siano le temperature, qualche volta anche l'ARPAV sbaglia le previsioni purtroppo, ma credo che fino a novembre noi continueremo a convivere con la zanzara tigre. Senta, c'è il rischio... Ovviamente la tigre per il dengue e la Culex per la West Nile. Per la West Nile, certo, perché poi c'è anche il dengue. Non parliamo poi del veleno delle scimmie, ma non ci stiamo fatti mancare niente in questi mesi purtroppo. Purtroppo no. Purtroppo no. Ecco, a proposito di questo, sentivamo prima nel servizio di Padova, situazione particolare, dove il West Nile ha praticamente sostituito il Covid. C'è il rischio, c'è il timore che adesso poi con l'autunno si crei la tempesta perfetta di un ritorno del Covid e di un West Nile che resta forte e quindi la commistione delle due situazioni provochi sofferenze a livello di ricoveri di ospedali? Guardi, noi oggi come Covid abbiamo 62 ricoveri, ancora una persona anziana in terapia intensiva a Conegliano, e però ovviamente i ricoveri stanno scendendo decisamente. Cosa insolita, dico insolita perché sono 2 giorni che sta succedendo, abbiamo i casi in salita per quanto riguarda il Covid, 399 positivi su 100.000 e in particolare, cosa strana però, devo dire che la quarta dose buona parte purtroppo degli anziani non l'ha fatta, abbiamo un 486 su 100.000 tra 70 e 80 anni, cioè tutte persone che non hanno fatto la quarta dose, che quindi ovviamente stanno prendendo il Covid. Ho segnali di persone anziane che purtroppo la febbre a 39 perdura da una settimana a 2 settimane, che sono seguiti a domicilio e dei mezzi famiglia e ovviamente dai nostri medici del territorio, che ringrazio sempre insieme ai mezzi di famiglia, e che purtroppo sono costretti a seguirli proprio perché la febbre perdura, è una cosa strana, e quindi di conseguenza non darei proprio chiuso completamente il problema Covid. È chiaro che il West Nile noi ci auguriamo, ma i comuni stanno lavorando molto bene, cito uno per esempio il comune di Mogliano, che sapendo che c'era un cluster vicino ovviamente a Mestre, in quell'area là, ha deciso di fare una disinfestazione di tutti i tombini, dell'acqua eccetera in tutto il comune. Credo che questo sia la vera prevenzione, perché quello che è importante per il West Nile, ma vale anche per la zanzara tigre, anche se però è un po' più difficile, è quello di ovviamente fare queste disinfestazioni importanti in modo tale da evitare il proliferarsi del ciclo delle uova. Credo che questi siano gli strumenti. Sul Covid chiaramente dovremo attendere ottobre e capire se effettivamente, visto che ormai tante persone sono diventate positive, quindi comunque si creano un'immunità, che poi alla fine non ci sia una recrudescenza, ma questo lo sapremo, come si suol dire, solo vivendo. Quindi questo rischio potrebbe esistere, è una delle varie ipotesi che West Nile più Covid possono rimettere un po' in sofferenza gli ospedali, se ci fosse questa recrudescenza, ovviamente, è una delle varie ipotesi. Certamente, per fortuna noi abbiamo un piano pandemico importante fatto dalla Regione Veneto, che il Presidente Zaia ha voluto già da tempo, quindi devo dire la verità, siamo preparati all'influenza, perché ricordo a tutti che è importante anche fare l'antinfluenzale, perché non è che non ci siano morti anche causati dall'influenza. In tutti questi anni abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di usare mascherine e di avere anche periodi dove siamo stati in lockdown, e per cui l'influenza nel 2020 e 2021 ha colpito poco, ma perché eravamo isolati, eravamo distanziati. Oggi iniziano le scuole, la gente giustamente è libera, giustamente non usa più la mascherina, teatri, cinema, congressi eccetera. È chiaro che
facilmente l'influenza potrà tornare sicuramente. Ecco, magari farci fare anche diagnosi differenziale col tampone, perché ovviamente iniziano tutte e due con febbricola eccetera. Ecco, quindi è chiaro che io consiglio a tutti, se ci sarà una vaccinazione Covid, di farla a ottobre, come soprattutto a ottobre-novembre di fare l'anti-influenzale. Persone anziane, persone fragili, persone che hanno ovviamente patologie importanti, perché se non facciamo l'anti-influenzale non riusciamo neanche a fare una diagnosi differenziale seria. Senta, c'è una dichiarazione oggi della Fondazione Gimbe che esprime un po' la preoccupazione, dice con l'arresto, chiaramente è un discorso che riguarda il nazionale, con l'arresto della discesa dei casi, cioè dice c'è un arresto della discesa dei casi, la discesa si è fermata, non esiste un piano di preparazione per la stagione autunno-inverno a livello nazionale, cioè come dire, c'è stato un po' lasciato andare la questione Covid a livello governo, insomma le decisioni, si è detto vabbè è finita, tant'è vero che adesso ci sarà il ritorno a scuola senza le mascherine, tranne ovviamente nei casi di una recrudescenza, torneranno anche i prof cosiddetti Novax a scuola e questo ha aperto un altro fronte di polemiche, ma dice insomma la Fondazione Gimbe non c'è un vero e proprio piano per autunno, soprattutto per i fragili o per le persone a rischio. È così? Cioè ci manca secondo lei un piano? È lasciato un po' tutto a quello che succederà? Guardi, io voglio rassicurare i veneti e i trevigiani, per fortuna, a differenza di qualche altra regione, io poi non entro nel merito, noi non facciamo, il Veneto non fa parte di quelle regioni nella parabola delle vergini stolte che si dimenticano di mettere l'olio dentro i lumi quando arriva il loro Signore. Ecco, è una parabola antica conosciuta. Ecco, al Veneto questo non succederà, perché come dicevo prima il Presidente Zaia e tutto l'assessore Lazzarini e tutto il gruppo di dirigenti veneti, compresi i direttori generali, hanno lavorato per pianificare un piano che ci aiuterà ad affrontare l'inverno. Noi speriamo e ci auguriamo che questo piano non venga attuato, perché se non viene attuato vuol dire che non avremo né il Covid né il West Nile e magari anche poche persone colpite dall'influenza. Quindi noi siamo ovviamente preparati e questo è un vantaggio, perché il Veneto è sempre stato antesignano rispetto a questo. Poi ci sarà un nuovo governo, io mi auguro che il nuovo ministro della salute, qualsiasi sia, prenda in mano la questione, perché serve ovviamente anche una regia nazionale. Un'altra cosa, e con questo chiudo, e torniamo al discorso della cronaca e dei ragazzi purtroppo degli incidenti stradali. Il procuratore capo di Treviso ieri ha lanciato un allarme, ha detto è una piaga sociale, ci sono troppe persone che si mettono al volante ubriache. Ecco, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, il SERD, insomma chi segue le dipendenze, c'è stato un aumento, c'è una recrudescenza proprio delle persone che come dire, abusano di alcol e quindi poi necessariamente spesso si mettono alla guida ubriache? Sì, guardi, sì, purtroppo sì. Devo dire che il Covid è stato negativo per i due fattori. Uno, perché abbiamo avuto anche tanti morti, tante persone che sono mancate e i familiari va sempre il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Ma l'altro danno che ha fatto il Covid, proprio la non socializzazione. Questo ha portato sicuramente le persone a essere depresse, a sentirsi sole, a non poter comunicare, e ha aiutato sicuramente l'utilizzo di alcol o comunque di sostanze per superare quella situazione di chiusura rispetto ai contatti sociali. Poi ovviamente ci siamo sentiti tutte libere e quindi la gente ha bisogno di socializzare e anche di esagerare purtroppo nel bere, sapendo benissimo che l'alcol è una fonte di rischio straordinario nel momento in cui ci si mette alla guida. Io dico sempre, diamo un'arma a qualcuno, ecco, diamo un'arma a un ubriaco, questo può sparare a caso, diamo una macchina a un ubriaco, è chiaro che questo fa incidenti. Quindi stiamo lavorando, dovremmo lavorare sempre di più sulla prevenzione. Ha ragione il procuratore quando dice va fatta la prevenzione con i giovani nella scuola, cosa che stiamo riprendendo e faremo, ma io continuo a ribadire il mio concetto che vorrei prendere in mano da settembre, facendo un incontro con tutti i gestori delle autoscuole della provincia di Treviso,
perché dovremmo inserire all'interno dei test anche la possibilità a dei nostri specialisti, del SERD e comunque anche della prevenzione, che vadano nelle autoscuole e dedicare una serata, un pomeriggio, un paio d'ore dove vanno a spiegare i danni dell'alcol e il rischio dell'alcol. Credo sia fondamentale, perché il neopatentato deve capire che è importante non solo conoscere i cartelli stradali, come si parcheggia, come si guida, ma anche che l'alcol e le sostanze sono deleterie per la guida, perché rischiano loro e sono ovviamente documento per gli altri. Quindi è un progetto che potrebbe partire a breve? Sì, è un progetto che facciamo partire da Treviso. Io credo che a metà di settembre, quindi sono rientrati tutti dalle ferie, nessuno ha più l'alibi delle ferie, di parlare con l'autoscuola. Se questi sono d'accordo, potrebbe essere poi un progetto che potremmo anche esportare. Intanto partiamo dalla provincia di Treviso. Molto bene, le chiedo l'ultima cosa e approfitto di lei perché mi è venuto in mente un'altra cosa. Siamo anche a ridosso dell'avvio, diciamo, della Cittadella della Salute. Com'è la situazione, cronoprogramma? Sì, allora il cronoprogramma sta andando avanti. Noi abbiamo un problema tecnico, no? Giustamente, quando si fa un'inaugurazione bisogna che ci sia l'arredamento totale delle sale operatorie, delle anestesie, animazioni, di tutto. E abbiamo avuto comunque entro l'anno, lo facciamo di sicuro entro novembre-dicembre, abbiamo avuto un ritardo legato ai materiali, difatti mancavano materiali, le ditte ovviamente avevano qualche problema, adesso stiamo chiudendo le gare che sono state fatte a livello europeo e quindi dovremo aggiudicare e poi le ditte hanno un mese di tempo per arredare completamente, chi vincerà, arredare completamente, che vuol dire arredare 640 posti letto, vuol dire arredare rianimazioni, chirurgie, sale operatorie ibride, cioè tecnologie, le cardiologie, la pneumologia interventistica, cioè tante cose che hanno bisogno ovviamente delle tecnologie. E poi l'altro problema, che comunque lo riusciremo a chiudere anche questo, il discorso delle grandi tecnologie che vivono con i microchip. E anche qua abbiamo avuto un po' di problemini, perché come per le macchine, se lei oggi cerca di comprare una macchina gliela danno fra 6 mesi, perché questa è la verità. Ecco, e lo stesso è successo un po' noi con le altre tecnologie. Non si trovano auto nuove, si trova solo usato. E noi l'usato non lo vogliamo perché l'abbiamo già, per cui comunque entro l'anno l'ospedale sarà pronto, questo lo posso garantire, perché le ditte anche internazionali, non faccio i nomi per non dire appunto fare pubblicità, comunque queste ditte multinazionali che forniscono altre tecnologie ci hanno assicurato che ci saranno, ecco, che ce le porteranno. Tutto. Benissimo, grazie dottor Benassi, grazie, buon lavoro, grazie davvero, buon lavoro. Allora, adesso sempre legato alla questione Covid, vi dicevamo prima, il ritorno dei prof cosiddetti Novax a scuola scatena un po' il dibattito, sentiamo cosa ne pensano alcuni cittadini. Erano stati rimandati a settembre ed ora tornano in classe. Non parliamo degli alunni poco studiosi, ma dei docenti e lavoratori del settore che non hanno ricevuto il vaccino. Ed è così che il Dicastero dell'Istruzione ha deciso che la vaccinazione non sarà più requisito essenziale per svolgere l'attività scolastica a contatto con gli studenti. Decisione questa che ha messo in allarme soprattutto i dirigenti scolastici, che in vista del nuovo anno scolastico prevedono una vera e propria protesta da parte dei genitori e non solo. Penso che gli insegnanti che stanno a contatto con bambini debbano vaccinarsi. Io lavoro in una RSA e mi sono dovuta vaccinare come tutti i miei colleghi perché lavoro con persone fragili. E mi dispiace per gli insegnanti, però penso che sia importante che si vaccinino perché stanno a contatto con i bambini. Vaccinarsi, ecco, questo è quello che penso. Secondo me sarebbe meglio che ci fossero tutti i professori in regola come deve essere. Non a contatto con gli studenti sì, perché quando si parla di estremismi c'è sempre un qualcosa di sbagliato secondo me. L'estremismo non va mai bene in alcun caso, che sia politica, che sia sanità, che sia soprattutto nelle scuole, perché insegnare nelle scuole l'estremismo ci porta a una società i cui valori e in cui l'integrazione va a perdersi. E dunque no, io li continuerei a far lavorare perché il lavoro è un diritto. Dunque, che facciano altre cose, magari se vogliono farlo anche da remoto, va bene. Però no, che vengano a scuola a portare avanti le loro idee, fondamentalmente, secondo la mia opinione, sbagliate, anche no. Ma non tutti sono dello stesso avviso. È ridicola il fatto che non possano insegnare. Una persona resta insegnante al di là che sia vaccinato o no.
Torniamo a Treviso, capoluogo della Marca, dove c'è un problema che riguarda da tempo la lentezza per poter ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno, addirittura oltre un anno in alcuni casi. È troppo per gli immigrati che vivono e lavorano nella Marca e che per questo vogliono incontrare il nuovo questore, pronti anche a un sit-in di protesta, di stendersi davanti all'ufficio stranieri. Noi faremo un sitting davanti alla questura di Treviso, perché per un rinnovo di permessi di soggiorno oggi si vuole un anno e qualcosa e non è possibile. Pronti alla protesta pacifica pur di velocizzare le pratiche all'ufficio stranieri della questura di Treviso. L'iniziativa è dell'Associazione Cittadinanza Attiva, che da mesi registra le segnalazioni costanti di immigrati perfettamente inseriti nel tessuto sociale trevigiano che non riescono ad ottenere documenti essenziali per vivere. Perché per avere una tessera sanitaria si vuole un permesso di soggiorno, per un lavoro si vuole un permesso di soggiorno, ma anche per viaggiare. Per questo l'associazione ha chiesto un incontro al nuovo questore Emanuele De Bernardin e nel frattempo ha interessato anche la consulta regionale per l'immigrazione, già impegnata su altri fronti. C'è anche la cittadinanza italiana da parte dei comuni che ritardano la possibilità del giuramento, anche il ricongiungimento familiare. Però noi concentriamo tutto sulla questione di ritardi notevoli della questura di Treviso. Immigrati che chiedono anche il sostegno della società civile. Noi chiediamo anche un appoggio, un aiuto ai sindacati, perché il 30% dei loro iscritti sono lavoratori stranieri, ma anche associazioni dottoriali, che queste persone che hanno questi problemi gravi sono loro dipendenti. Dunque noi chiediamo una cosa per una pace sociale. Ci sono città vicine a noi che lo fanno molto meno e non possono essere meglio di Treviso. Lasciamo per un attimo la cronaca, torneremo fra poco, inizia la parte politica a occuparci dei temi di caro energia e non solo. C'è un appuntamento che si avvicina sempre di più e non è la scadenza elettorale, ma ben prima, il 4 di settembre, dell'appuntamento con la cerimonia di beatificazione di Papa Luciani, di Albino Luciani Giovanni Paolo I, alle 10:30 in piazza San Pietro. Ci sarà in contemporanea un maxi schermo a canale d'Agordo e noi saremo lì anche per seguire quella domenica la festa, l'emozione di questo evento. Allora, in avvicinamento alla cerimonia di beatificazione di Papa Luciani, tanti gli appuntamenti di riflessione nelle varie diocesi, come ad esempio a Vittorio Veneto. In occasione della beatificazione di Papa Luciani, previsto per il 4 settembre, la diocesi di Vittorio Veneto si prepara ad una serie di eventi che si terranno a partire da questo venerdì. Veniamo all'appuntamento più prossimo e mi riferisco alla veglia di preghiera Beati Voi, che si terrà venerdì 26 agosto in cattedrale a Vittorio Veneto. Sarà presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo e animata da alcuni cori parrocchiali. Poi ci sono i pellegrinaggi, la diocesi ha messo in campo 3 pellegrinaggi diocesani che appunto porteranno numerosi pellegrini della nostra diocesi alla beatificazione. Si tratta di 3 percorsi diversi, uno pensato insieme all'Unitalsi dal 1 settembre fino al 4 settembre e poi altri 2 percorsi più brevi dal 2 al 4 settembre e dal 3 al 4 settembre. Complessivamente sono quasi 350 le persone che parteciperanno a queste 3 proposte. Ci saranno anche altre attività ed iniziative organizzate dai singoli che si sono mossi in autonomia per motivi contingenti. Da ricordare le iniziative rivolte ai giovani. Ci sono anche dei percorsi per giovani organizzati insieme alla diocesi di Treviso in un caso e alle diocesi di Belluno Feltre e Venezia in un altro, che porteranno anche dei giovani alla beatificazione. Complessivamente pensiamo a una partecipazione di circa 500 persone della nostra diocesi alla beatificazione del 4 settembre. Una buona partecipazione di fedeli è prevista anche per la messa di ringraziamento che si terrà domenica 11 settembre. Non riguarderà soltanto la diocesi di Vittorio Veneto, ma anche le altre diocesi in cui Albino Luciani ha vissuto il proprio ministero, in particolare la diocesi di Belluno Feltre e la diocesi di Venezia. Quindi un altro appuntamento molto importante dopo
la beatificazione l'11 settembre a Canale d'Agordo nel pomeriggio. La diocesi ha anche creato un piccolo opuscolo che si può scaricare direttamente dal sito diocesano diocesivittorioveneto.it, un piccolo opuscolo che mette insieme alcune caratteristiche della figura di Luciani, la sua capacità di comunicazione, la sua attenzione alle missioni, la sua capacità di comunicazione nell'ambito della catechesi, la sua umiltà, tante caratteristiche che fanno di Luciani una figura unica. Dunque il 4 di settembre la cerimonia di beatificazione in piazza San Pietro e poi anche l'11 la festa a Canale d'Agordo, ma già il 4 di settembre in contemporanea con la cerimonia in piazza San Pietro ci sarà una prima festa a Canale d'Agordo. Allora adesso vi lascio per qualche minuto alle previsioni del tempo, poi una breve pausa pubblicitaria e poi ripartiamo e ci sarà la pagina politica della nostra prima edizione. A fra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al Meteo. Previsioni per giovedì 25 agosto. Sul Veneto cielo prevalentemente sereno. In montagna saranno possibili locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi in serata. Temperature minime tra i 20 e i 22 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza sereno o localmente poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci temporali sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime tra i 19 e i 20 gradi, massime comprese tra i 29 e i 31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo soleggiato nella prima parte della giornata, con possibili annuvolamenti dal pomeriggio. Non sono esclusi locali rovesci o temporali sui rilievi. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime comprese tra i 31 e i 33 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Ho sempre avuto delle remore per che un magistrato entrasse in politica, a maggior ragione quando un magistrato aveva, come ho fatto io, svolto indagini nei confronti di personaggi politici. Poi però mi è stato obiettato che dopo 6 anni quasi dal congedo della magistratura tutti questi scrupoli non avevano più ragione d'essere. La seconda ragione, anche più importante, è che dopo aver scritto per 25 anni sulla criticità della nostra giustizia, essendomi stato offerto proprio in modo molto convincente la possibilità di intervenire nel dibattito politico, quindi nella produzione delle leggi, cioè in Parlamento, al di là di eventuali altre prospettive che sono ovviamente incerte e future, però ecco, trascurare questa possibilità di contribuire a fare delle leggi chiare, giuste, importanti, che sono quelle per le quali ho predicato per 25 anni, è una possibilità da non perdere, e rifiutarle sarebbe stato quasi un gesto di viltà. E la magistratura ha fallito nella lotta, si fa per dire, alla corruzione, perché unitamente alla politica ha pensato di combattere la corruzione con l'arma del processo penale, mentre la corruzione va combattuta con una delegiferazione, cioè con una semplificazione normativa, e soprattutto va combattuta dalla politica, non va combattuta dai giudici o dai pubblici ministeri. Quali sarebbero, diciamo, le riforme più urgenti, più importanti in un momento in cui si dice la giustizia è lenta, la giustizia non funziona, i magistrati? Bisogna ridurre drasticamente le leggi, bisogna semplificare le procedure, e per quanto riguarda il processo penale bisogna essere garantisti. Intendiamoci, garantismo vuol dire due cose, non vuol dire soltanto il buonismo. Bisogna essere garantisti nella presunzione di innocenza, che è garantita dalla Costituzione, e quindi limitare al massimo la custodia cautelare in carcere, e garantisti nell'applicazione della pena. Quando una persona è condannata la deve espiare. Mentre noi oggi assistiamo al paradosso che è tanto facile entrare in prigione
prima del processo, quando si è presunti innocenti, ed è altrettanto facile uscire di prigione dopo la condanna quando si è colpevoli conclamati. Berlusconi ha proposto per quanto riguarda le assoluzioni l'inappellabilità, no? Cioè uno assolto in primo grado non può essere poi mandato in giudizio, in appello, eccetera. Lei come la considera? Questa? La considero sacrosanta, io stesso ne ho scritto ancora 20 anni fa, ma per una ragione molto semplice: se la condanna può intervenire soltanto quando le prove a carico sono al di là di ogni ragionevole dubbio, come fai a condannare una persona che è già stata assolta in un processo in cui evidentemente i giudici hanno dubitato così tanto da assolvere? Tribunali spesso sono in gravi difficoltà, penso, dottor Nordio, al Tribunale di Treviso, mancanza di personale, giudici che non riescono a portare avanti il loro lavoro. Cosa si può fare? È dei tempi della professione di mio papà, cioè degli anni 50, quando io ero piccolo, che sentivo dire che le cause a Treviso sono lente perché manca il personale. Poi il personale si è affievolito, è stato diminuito un po' dal Covid, mentre sono aumentati a dismisura i contenziosi. Mi batterò fino alla fine perché vengano aumentati enormemente gli organici, ma non solo dei magistrati, ma soprattutto dei cancellieri e dei segretari, perché sono loro la struttura portante di un ufficio giudiziario. Allora così Carlo Nordio, intervistato l'altro giorno dal nostro direttore Luigi Baciali, un'intervista integrale che è andata in onda su Focus a Rete Veneta. Questo era un piccolo estratto, ma insomma per diciamo mettere lì alcuni temi anche per questa scelta, questo nome di peso che Fratelli d'Italia ha messo nell'agone elettorale. Manca ormai un mese, la battaglia ormai si fa sempre più forte per quanto riguarda il voto, siamo davvero al rush finale. Saluto e ringrazio per essere con noi Enrico Cappelletti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Candidato al Movimento 5 Stelle, già senatore nella precedente legislatura, non in questa. L'onorevole Raffaele Baratto, candidato di Coraggio Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi e ai telespettatori, buongiorno. Andrea Donaggio, torna a trovarci, Italexit, candidato con Italexit, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche agli ospiti. Allora, adesso affronteremo il tema più urgente, che è quello del gas, perché ci sono ulteriori rialzi del prezzo del gas al megawattora ed è una situazione che sta diventando sempre più emergenziale. Però mi riagganciavo a quanto diceva Nordio sul tema della giustizia. Insomma, una delle riforme, secondo Nordio, è quello da fare, è quello sulla giustizia. Si parla anche della proposta di Berlusconi che ha creato polemiche, l'inappellabilità, lo diceva, della soluzione, con Nordio che si dice d'accordo. Vorrei ripartire da qui. Cappelletti, molti hanno detto, ecco, sono tornate le leggi ad personam richieste da Berlusconi, è d'accordo? Oppure secondo lei è giusto comunque quella particolare partita, e in ogni caso, in generale, sulla giustizia cosa bisogna fare? Sì, beh, innanzitutto non mi sorprende che Nordio sia in sintonia con quanto dichiarato da Berlusconi, perché essendo candidato in quella coalizione si auspica ovviamente di avere il consenso elettorale, di massimizzare il consenso elettorale in occasione delle prossime elezioni politiche. Detto questo, il problema grosso della giustizia, far funzionare la giustizia, i problemi sono moltissimi. Io però gliene cito uno che mi sta particolarmente al cuore, rispetto al quale il Movimento 5 Stelle era anche intervenuto e l'avevamo anche risolto, ossia la sospensione dei termini di prescrizione. E nel momento in cui qualunque imputato ha come obiettivo, una volta che viene rimandato a giudizio, di ottenere la prescrizione, cercherà di dilatare i tempi del processo infinitamente per raggiungere ovviamente l'obiettivo. Quindi non ci saranno ricorsi ai riti alternativi, ci sarà un dispendio di risorse da parte della magistratura, del personale per organizzare i processi, e si arriverà sempre comunque ad intasare anche le Corti di Cassazione. Nel momento in cui sospendiamo e togliamo quindi
la prescrizione, ci sarà tutto l'interesse da parte di quegli imputati che hanno un quadro accusatorio evidentemente rilevante di percorrere quei procedimenti alternativi che riducono drasticamente i tempi della giustizia, perché si arriva immediatamente con un patteggiamento, con un rito abbreviato ad una sentenza definitiva, per cui si liberano risorse per organizzare gli altri processi e aumenta esponenzialmente naturalmente l'efficienza e si riduce naturalmente la durata dei processi. Quindi è tutto qui, intanto che abbiamo la possibilità di liberarsi dal processo per la prescrizione, e qua i processi qui in Veneto, di Veneto Banca o della Popolare di Vicenza parlano da soli, i processi verranno continueranno all'infinito. Quando togliamo invece quell'istituto, così come avviene nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, acceleriamo enormemente la durata dei processi. Baratto. Io credo che la giustizia vada un settore che va assolutamente riformato, anche perché se noi crediamo che in questo modo si possano davvero dare giustizia a chi ne ha diritto, sicuramente non andremo da nessuna parte. Da anni e anni se ne parla, però finora non si è risolto assolutamente niente, per cui bisogna dare assolutamente priorità a questo settore, al settore della giustizia, in maniera concreta e vera una volta per tutte. Sentivo parlare di Veneto Banca e di Vicentina, oggi non hanno ancora avuto giustizia chi purtroppo è stato davvero e non ce l'avrà. E probabilmente non ce l'avrà, purtroppo. Questa è la verità. Io credo che sia assolutamente importante riformarla, ma davvero in maniera concreta, anche per chi deve oggi lavorare in questo paese, chi vuole venire investire in questo paese, altrimenti non daremo fiducia neanche alle imprese che vogliono entrare in questo paese, che è un paese che sicuramente può dare davvero un grande futuro a chi vuole venire a investire. Però se non partiamo da questo settore sicuramente non andremo da nessuna parte. Donaggio, insomma, il problema della giustizia, diceva anche Baratto, riguarda non soltanto ovviamente i processi penali, ma anche e soprattutto le imprese, perché ci sono, sappiamo, la piaga dei ritardi colpisce soprattutto le cause civili che si protraggono all'infinito. Ma guardi, secondo me una cosa incredibile da fare sarebbe intanto dare sicurezza della pena. Questa è una cosa assolutamente urgente. Chiaramente ci sono da fare delle iniezioni di investimenti in tutto il reparto giustizia con delle assunzioni e per accelerare tutto il sistema. Però lei dice, insomma, è fondamentale anche dare un senso di maggiore chiarezza sull'interpretazione delle leggi. È sicurezza della pena, qui in Italia ormai non si sa mai come va a finire, ci sono processi che durano troppo. Ci sono processi che vengono ribaltati poi in corte d'appello e secondo me la certezza della pena latita moltissimo in questo campo. Ma lei è d'accordo per esempio con la proposta di Berlusconi che dice che trova il consenso di Nordio, una volta che c'è una soluzione in primo grado è inutile appellarsi, insomma si chiude lì anche per velocizzare, però per altri la situazione, per altri insomma criticano questa proposta? Io credo che Berlusconi, come ho detto all'inizio, ha fatto sempre leggi a persona, per cui non sono molto d'accordo. Secondo me uno deve avere la possibilità di avere una seconda chance. Allora, veniamo al tema che dicevamo prima. Abbiamo aperto parlando non solo di cronaca ma anche di gas. Allora, abbiamo dovuto aggiornare perché nel frattempo è salito la cifra, il gas che ha raggiunto i 317 euro a megawattora, quindi sta diventando una situazione di fatto insostenibile che porterà il governo nelle sue funzioni finali a predisporre quel famoso piano energetico che potrebbe portare anche a un razionamento. C'è lo spettro del razionamento ed è una situazione che si sta aggravando sempre di più, tanto che in una tweet, lo dice l'ANSA, Calenda
esponente appunto del terzo polo, leader del terzo polo, dice addirittura sospendere la campagna elettorale, fare misure per il caro gas. Siamo in emergenza nazionale, dice Calenda, grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte, che inquadra come gli autori della caduta del governo. Il governo Draghi ha le mani legate, ma servono 10 miliardi per imprese, sganciamento rinnovabili del gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora le forze politiche, dice Calenda in un tweet, sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatori incluso, e un eventuale scostamento di bilancio. Questo appello molto forte di Calenda. Allora, Cappelletti, come raccoglie questo appello di Calenda? Sospendere la campagna elettorale e dare manforte all'agenda Draghi? Mi fa piacere che Calenda si sia accorto dell'aumento del costo del gas. Peccato che continui da molti mesi. Noi sono 6 mesi che con il Presidente Giuseppe Conte chiediamo al Governo che si attivi per promuovere a Bruxelles un tetto al prezzo del gas. Pensate che addirittura, come ha dichiarato il nostro Ministro Patuanelli, abbiamo portato la questione in Consiglio dei Ministri. Sapete qual è stata la decisione del Governo? È stato quello di accantonare il problema aumento tetto del gas. Ora, chiaramente la situazione è drammatica, occorre intervenire e trovare delle risorse fresche immediatamente per dare sollievo alle famiglie e soprattutto alle piccole e medie imprese. Come fare, dove trovare queste risorse? Noi abbiamo fatto 2 proposte. La prima è riscuotere, incassare e ridistribuire immediatamente i 9 miliardi di extragettito, legato chiaramente allo straordinario profitti delle aziende che operano proprio nel settore del gas e dell'energia. E dall'altra integrare il Recovery Fund. Noi l'abbiamo chiamato Energy Recovery Fund. Quando l'avevamo proposto, quello precedente, sembrava impossibile come obiettivo da raggiungere. L'abbiamo raggiunto, l'abbiamo ottenuto. È ora che l'attuale governo e soprattutto il prossimo che andrà a insediarsi si attivi per perseguire lo stesso risultato. Calenda chiede anche di supportare il governo sul rigassificatore, sempre Cappelletti. Sì, attenzione, il rigassificatore non fa altro che prendere una risorsa che è il gas, che è comunque una risorsa che noi dovremo superare perché abbiamo degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel 2030 e 2050 che sono drammatici, perché non possiamo neanche rischiare di passare dalla pentola alla brace. Il problema del riscaldamento globale lo conosciamo tutti, per noi le tematiche ambientali stanno al primo posto e per cui abbiamo un problema di energia sicuramente, abbiamo un problema dell'aumento del prezzo del gas sicuramente, interveniamo a continuare un processo di miglior contenimento e riduzione dei consumi attraverso maggiore isolamento ad esempio delle nostre case e delle nostre abitazioni. L'abbiamo già perseguito, ottenuto con circa 500.000 abitazioni grazie al super eco bonus, è quella che la strada che dobbiamo perseguire. Pensate per esempio che se ciascun comune d'Italia facesse una comunità energetica, un'altra norma che abbiamo approvato che sono già realizzabili con degli incentivi che sono straordinari. Bene, ogni comune realizzasse una comunità energetica, quindi un parco fotovoltaico ad esempio da 10 megawatt, avremmo coperto il 50% del fabbisogno nazionale annuo di energia. E per cui dovremo andare in quella direzione. Dopodiché se si tratta di intervenire rispetto a un problema contingente, facciamo tutto quello che è necessario fare. Il rischio è che sia comunque quella anche odierna un'iniziativa emergenziale, non a lungo termine. Questo è poi il rischio, come è successo con il Covid. Sì, perché possiamo fare tutti i rigassificatori che vogliamo, ovviamente distanti dal centro urbano. Il caso di Chioggia qui in Veneto parla da solo, un disastro, un impianto GPL realizzato a poche centinaia di metri dal centro storico della città con rischi che conosciamo tutti. Il dramma della strage di Livorno penso ce la ricordiamo tutti, quindi devono essere realizzati naturalmente in luoghi dove siano rispettati tutti i crismi di sicurezza e comunque non tagliano la dipendenza del nostro paese dalle forniture di energia da parte di altri paesi. Dovremmo al contrario investire su energia sostenibile, che tra l'altro costa anche meno.
Baratto, peraltro mentre vi parlo sto leggendo un attimo dalla pagina del Corriere della Sera, la fiammata a 317 euro, il piano del governo insomma è quello di piano energetico, dovrebbe essere discusso nei prossimi giorni per tenere il riscaldamento a 19 gradi, insomma un po' di razionamento del riscaldamento. Il Confindustria chiede addirittura 17 gradi nelle abitazioni per risparmiare il gas che poi deve servire alle aziende. Il re del pomodoro Mutti, insomma un nome importante dell'industria alimentare italiana, dice i prezzi inevitabilmente saliranno. Quindi ci troviamo di fronte a uno scenario nel quale di fronte a questo caro, questo rincaro, gioco forza, anche i prodotti aumenteranno. Baratto. Sì, io credo assolutamente che intanto bisogna intervenire immediatamente. Già questo governo mi auguro che intervenga velocemente come si è detto prima, con gli extra profitti assolutamente quelle aziende, per cui credo intervenire immediatamente. Dopodiché quel governo che si insedierà credo che debba fare un intervento immediato, come quando è stato fatto un intervento con la questione della pandemia, e anche qui bisogna intervenire in maniera solida e concreta con dei soldi, altrimenti le aziende sono già in difficoltà. Metteremo le aziende in condizione addirittura di non aprire dopo le ferie, metteremo le aziende in condizione di non poter fare i propri prodotti, per cui credo che e soprattutto anche le famiglie in grande difficoltà. Credo che bisogna intervenire immediatamente ma concretamente, ok? Perché questo è che bisogna fare subito, domani mattina, altrimenti non andremo sicuramente né le aziende né le famiglie, ma mi viene in mente, guardi, anche per fare un esempio, le case di riposo. Oggi le case di riposo, parliamo sempre aiutare gli anziani, aiutare chi è più in difficoltà. Oggi una casa di riposo trova il prezzo dell'energia minimo quadruplicato, se non 5 volte di più. Dove vanno a cercare? Aumentando le rette. Ecco, io credo che è davvero una catena, come usiamo la famosa catena di Sant'Antonio, che si crea e metteremo tutti in difficoltà. Allora, uno Stato serio, uno Stato che vuole davvero aiutare le proprie imprese, i propri cittadini, deve intervenire immediatamente in solido. Credo che quello che ha detto Calenda sia solo per fare una campagna elettorale oltre, perché uno non può, credo che un politico serio o uno che voglia amministrare questo paese in maniera seria, credo che quello che ha detto sia, perché sappiamo tutti che è follia quello che sta dicendo Calenda su quello di sospendere la campagna elettorale, ma io credo invece che chi vuole fare politica, chi vuole un domani amministrare questo paese, debba parlare mai come questo momento in maniera concreta a chi andrà a amministrare questo paese, ma anche a questo governo che in questo momento ci sta governando, che intervenga immediatamente in maniera solida e concreta verso i cittadini, le aziende che possono rimanere in piedi, soprattutto in questo momento che è un momento davvero davvero difficile. E poi per il futuro, per non rimanere come dire, legati, l'esperienza insomma, della Russia ci ha insegnato a non essere dipendenti energeticamente in modo così forte dai paesi. Per il futuro che fare? Ma su questo, per carità, io sono d'accordo, sulle energie rinnovabili possiamo discutere su delle cose che ci sono, le tecnologie ormai stanno andando avanti, ma io, guardate, su questo possiamo trovare tutte le intese, magari c'è chi è più d'accordo in una cosa, ma dobbiamo guardare oggi, nell'immediato, perché abbiamo le famiglie e le aziende che sono davvero in crisi. Ma se lei pensa che un bar che pagava 400 euro, oggi paga 4.300 euro, ma come fa a stare in piedi? Capiamo che quello chiude un'attività, chiude una famiglia, ma dobbiamo duplicare. Per quanto? Per 20%? Per 1.000? Perché purtroppo queste sono le situazioni. Credetemi, guardiamo, questo è un problema che va guardato oggi, immediatamente. Peraltro dopo discutiamo, anche in queste trasmissioni abbiamo discusso in vari modi e io mi trovo d'accordo con delle cose e meno su altre, però oggi dobbiamo guardare l'immediato perché è assolutamente importante. Donaggio.
Ma secondo me questo governo ha avuto tutto il tempo per mettere un tetto al gas e non è stato fatto. E questa fiammata del gas chiaramente è dovuta alle sanzioni che abbiamo fatto alla Russia. Sono completamente in disaccordo a fare sanzioni alla Russia proprio per questi motivi qua. Secondo me chi pagherà il prezzo più alto saremo proprio noi cittadini italiani. E secondo me poi il gas noi ce l'abbiamo anche in Adriatico, sarebbe il caso di riaprire i pozzi nell'Adriatico che adesso stanno sfruttando invece i croati, e questa è un'idea. Dice però, insomma, chi è contrario a questo dice, insomma, si rischia un disastro ambientale dall'altra parte. Ma perché abbiamo dei pozzi molto sicuri e molto nuovi, credo la Croazia li stia sfruttando e non c'è stato nessun disastro ambientale. Forse un disastro ambientale potrebbe essere quando a Trieste avevano detto di fare un rigassificatore, che è molto molto più pericoloso. Lei dice comunque, insomma, il problema sta a monte, insomma, è stato l'errore delle sanzioni, questo è il concetto? Ma secondo me non si dovevano fare delle sanzioni, ma bisognava aprire una pista diplomatica e non sicuramente l'invio di armi o sanzioni che praticamente sono delle sanzioni boomerang. Cappelletti, stiamo pagando anche la politica estera del precedente governo? Non è sicuramente responsabilità del precedente governo se è scoppiata una guerra d'invasione, peraltro così scellerata come quella che assistiamo quotidianamente, ahimè, nei telegiornali. Io, se mi consente, volevo fare solo una considerazione aggiuntiva rispetto all'indicazione che è stata data sulle cause dell'aumento del gas. La mia considerazione è questa. Il prezzo che è stato dato prima, cioè sono stati superati i 300 euro a megawattora, è un prezzo che viene deciso dalle contrattazioni borsistiche. Ebbene, oltre 9 contratti di compravendita su 10 sono contratti speculativi, cioè sono contratti circa 11 su 12 addirittura, sono contratti che non hanno come obiettivo l'acquisto a termine, quindi a 2 a 3 mesi, a 4 mesi, a 6 mesi di una partita di gas, ma anche di un'altra commodity, potrebbe essere il grano, potrebbe essere il petrolio, ma hanno come obiettivo quello di avere un margine, cioè un profitto fra un acquisto e una vendita di un titolo sull'acquisto futuro di una commodity. Ora è chiaro che se io ogni 12 contratti ne ho 11 di investitori che investono scommettendo sull'aumento del valore di quel bene, creo inevitabilmente una bolla speculativa che va sicuramente ad aumentare i margini di chi fa attività finanziaria, ma che mi crea un disastro gigantesco all'economia reale. Io credo che sia ora che il nostro governo prenda lo spunto anche di questa situazione drammatica per andare a Bruxelles e porre sul tavolo questa questione, che è una questione dirimente ed è semplicissima. Basterebbe vincolare ciascun contratto al trasferimento fisico effettivo del prodotto sottostante, magari non naturalmente riferito a tutte le commodities, ma quelle che sono strategiche, come sono il grano dal punto di vista alimentare, o pensiamo al gas in questo momento. Questo è un intervento che sarebbe a costo praticamente zero e che avrebbe come conseguenza un rallentamento sicuro della crescita così impetuosa dei prezzi del gas, così come di tanti altri prodotti. Posso intervenire su una cosa? Certo. Ricordo inoltre che l'ENI quest'anno, il primo semestre, ha fatto 7 miliardi di utile contro 1 miliardo dell'anno scorso, per cui le speculazioni ci sono anche da parte di compagnie controllate dallo Stato. Ecco, ma quindi secondo voi quanto c'è di speculazione e quanto allora bisogna intervenire in quel senso? Donaggio? Bisogna intervenire. Adesso leggevo un articolo dove dicevano che abbiamo esportato il 578% in più di gas quest'anno. Allora lo compriamo più caro e esportiamo quello che abbiamo. Cioè è una cosa un po' che non sta bene insieme. Baratto, quanto c'è di speculazione in questo problema? L'abbiamo già parlato quando parlavamo del rincaro delle bollette dell'energia elettrica, ma insomma e anche della benzina. Ma sicuramente c'è una grande speculazione su questo, perché capiamo che
purtroppo in queste situazioni chi fa sempre la parte del leone è la speculazione. Ci ricordiamo, come ha ben detto lei, con la questione del petrolio, ci ricordiamo con la questione del grano, con tutte quelle situazioni là. Però questa, ripeto, è una situazione emergenziale che noi dobbiamo davvero capire che è un momento drammatico, ma è drammatico davvero per le famiglie e per le nostre imprese. Non è un momento di speculazione normale come è successo negli anni scorsi. Cioè, vediamo che sta succedendo una cosa che sta cambiando completamente volto. Colpa della guerra, prima per colpa in parte della pandemia. Per cui io credo che uno Stato che vuole sostenere i propri cittadini, perché oggi di questo stiamo parlando, non di altre cose, bisogna che intervenga in maniera immediata e concreta, altrimenti davvero non ne veniamo fuori, perché non è che stiamo parlando del futuro, qui stiamo parlando dell'immediato, poi per il futuro sappiamo tutti quanti come si può intervenire in 100.000 modi, chi in una maniera, chi in un'altra, ma oggi stiamo parlando del momento, perché è un momento drammatico, perché se pensiamo un'azienda energivora, ok, che spendeva 100.000 euro di gas, di bolletta, oggi spende 1.100.000, ma come possiamo pensare che riapra? Non può aprire. Cioè un'azienda che spendeva normale 13.000 euro, oggi ne spende 74.000 euro, non può aprire, quella salta per aria, perché già le aziende, già fare imprese in Italia è una tripla impresa, con la pressione fiscale che abbiamo. Oggi un imprenditore non può aprire l'azienda, per cui o noi interveniamo in maniera subito, concretamente, altrimenti salta il banco, perché noi sappiamo che se saltano le aziende salta il paese, perché chi tiene in piedi questo paese sono le aziende. Questa è la verità. Poi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo guardare il presente, l'immediato. Ma guardi, le riporto un esempio di Trieste. Per esempio c'è una ditta tessile che ha avuto una bolletta record di 1.600.000 euro e ha dovuto mandare a casa in ferie forzate 270 dipendenti. Certo. Vedete che alla fine queste politiche di questo governo le hanno fatte pagare ai cittadini, questo che a me dispiace tantissimo, perché chi ci rimette sempre sono gli lavoratori. No, Baratto scuote la testa. Baratto, cosa vuole dire? No, ma io dico, è inutile che adesso stiamo qui a dare la colpa ai governi, perché sappiamo che non è così, dai. Bisogna essere realisti, dai. Non diciamo cose che non hanno una logica, perché sennò stiamo parlando del nulla. Io credo che invece il governo, e questo sono d'accordo, deve intervenire immediatamente. Questa è la verità. Ma avete avuto 6 mesi, La crisi energetica è iniziata 6 mesi fa, non è iniziata ieri. Mi scusi. Cappelletti. No, io citavo prima un episodio che è una dichiarazione del ministro Patuanelli, secondo il quale la questione aumento del gas è stata portata mesi fa in Consiglio dei Ministri e la decisione presa in Consiglio dei Ministri non è stata quella, discutiamo del ruolo del governo italiano a Bruxelles per finalmente far convincere, ci sono i paesi disallineati, ma la necessità di introdurre un tetto sul gas è stata quello di accantonare la richiesta. Accantonare vuol dire, ne riparleremo più avanti, però di fatto il più avanti di fatto non si è concretizzato. Quindi è chiaro che c'è stata una sottovalutazione della situazione e che adesso è diventata veramente ingestibile. Come dicevo prima, sono necessari interventi immediati di sollievo alle famiglie e alle piccole e medie imprese in particolare. Le risorse dove si possono trovare? Si possono trovare innanzitutto dall'extragettito legato alle aziende del comparto energia e gas che hanno accumulato dei guadagni straordinari in questo periodo. Prima era citata l'ENI, non c'è solo l'ENI, si parla, sono stimati circa 50 miliardi di euro di extra
guadagno. Ora, se si vanno a tassare anche con un'aliquota del 20% indicativa, sono 10 miliardi di euro che possono essere distribuiti immediatamente per le imprese e per le famiglie. E dopodiché in Europa, siccome visto che questo non è un problema nazionale ma un problema europeo, visto che il tetto del gas deve essere imposto dall'Europa, non dall'Italia, è in Europa che si discute anche di un nuovo recovery, perché questa ci troviamo ad affrontare adesso è da un punto di vista della tenuta delle nostre aziende e quindi della competitività del nostro sistema paese è molto molto simile alla battaglia che siamo dovuti affrontare con il Covid, o come ci potremmo trovare a affrontare con una guerra, perché questi sono prezzi di guerra. Allora, brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta. Per troppo tempo abbiamo pagato e stiamo ancora pagando un'ambiguità, un'incertezza e dei no ideologici sui temi energetici. Oggi il nostro Paese ha bisogno dei sì chiari e delle scelte determinate. E penso a questo, rispetto alla domanda che lei mi faceva, non si può dire, mettere in campo e pianificare un'infrastruttura anche energetica e poi come si incomincia a eseguirla incominciano i no, le proteste e questo non si fa e questo non va bene e tutto si blocca, perché ogni occasione, ogni tempo perso su questi temi significa costi in più ai cittadini. Oggi paghiamo il fatto che non abbiamo fatto impianti di produzione energetica, oggi paghiamo il fatto che abbiamo interrotto le estrazioni del gas nel nostro mare, oggi paghiamo tutte quelle scelte, quei no e quei rinvii del passato. Mi sembra che in entrambe le coalizioni si sia scelto che ci sia autonomia programmatica, no? Che quindi ognuno va lì, stiamo insieme per le elezioni, ma poi in realtà in Parlamento nel centro-sinistra ci sarà chi dice sì ai rigassificatori e chi no, e nel centrodestra idem, perché mi pare che a Piombino a protestare ci fosse anche Fratelli d'Italia e altri. Per cui io credo che io credo che i cittadini abbiano bisogno di chiarezza anche su questo. Noi abbiamo una lista unica e un programma unico che, come diceva lei, sono 60 pagine ma sono anche 20 punti molto chiari, e sui temi energetici abbiamo delle posizioni nette. Noi dobbiamo necessariamente fare un'azione innanzitutto europea su questo tema, perché non possiamo pensare di risolvercelo da solo quando i mercati del gas soprattutto sono mercati che vanno al di fuori dei nostri confini. Dobbiamo sostenere la produzione delle energie rinnovabili, ma non farlo ideologicamente e poi, come faceva il Movimento 5 Stelle, dire sì, più green, più rinnovabile, però poi non all'eolico, no alla geotermia, no a niente. Cioè dobbiamo essere chiari, se vogliamo essere più indipendenti da un punto di vista energetico dobbiamo dire dei sì alle infrastrutture, sì anche ai rigassificatori che il governo Draghi ha in maniera, credo, seria e responsabile procurato per il nostro Paese. Così l'altra sera a Ring l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, insomma, tanto per chiudere sul discorso energia, era riferito al 5 Stelle quelle battute sui no, Cappelletti? Sì, anche se chiaramente siamo etichettati come il partito del no. Io, se ecco, volete, sfatiamo questo pregiudizio. Sì. Pronto? Sì. No, ecco, dicevo che se vuole, un piccolo aneddoto, sono andato a prendermi 4.000 votazioni durante la legislatura, la 13ª legislatura, che ho partecipato come senatore, e sono andato a vedere quante volte il Movimento 5 Stelle votava sì, quante volte votava no e quante volte si asteneva. Ebbene, il risultato era questo: abbiamo votato sì, chiaramente è solo per curiosità, ma insomma è un dato statistico. E su 4.000 votazioni avevamo votato sì 70% delle volte, no 20% delle volte, e ci eravamo astenuti il 10%. E clamorosamente i nostri sì erano di più di quelli del PD, che tra l'altro era partito di maggioranza. Chiaramente si votano molti emendamenti, molti sono stati anche dell'opposizione, ci saranno delle dinamiche particolari, ma insomma siamo stati etichettati come il movimento del no. In realtà eravamo quelli che esprimevano in votazioni in Parlamento il maggior numero di sì. Ora, al di là della battuta, che è anche un dato insomma di conoscenza, abbiamo degli obiettivi
obiettivi che sono drammatici dal punto di vista della riduzione delle emissioni CO2. Io capisco tutti i problemi, ma il problema può essere anche un'opportunità. Con la situazione drammatica della pandemia abbiamo aumentato in maniera veramente importante la digitalizzazione all'interno del nostro paese. Adesso con questo problema drammatico, veramente drammatico e gigantesco della fiammata del gas, potremmo avere l'occasione per aumentare ancora di più gli investimenti che facciamo in energia sostenibile. L'energia sostenibile oggi ha raggiunto un costo che è inferiore a quello delle fonti fossili e ci emancipa il nostro paese dalla dipendenza delle forniture di fonti fossili dall'estero. Perché se noi avessimo una produzione autoctona, allora io posso dire va bene, facciamo tutti i rigassificatori che volete, ma se comunque dobbiamo investire in infrastrutture che sono comunque dipendenti dalle forniture di terzi che potrebbero venire a mancare, ci troviamo esattamente nella situazione di prima, senza contare che non abbiamo aumentato di uno scalino la riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 o di gas equivalenti, con l'aumento globale dei problemi dell'effetto serra, con tutto ciò che comporta. Noi abbiamo il Po qui in pianura padana che è secco dall'inverno scorso, che è una cosa più unica che rara. Cioè, ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale economica sicuramente, ma anche ambientale, che potrebbe avere delle ripercussioni ben più drammatiche nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Quindi l'occasione è quella per cambiare. Cambiare cosa vuol dire? Noi in concreto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo per esempio spinto molto il super eco bonus, che ha portato 500.000 famiglie nel nostro paese a ridurre in maniera notevole la bolletta energetica e ridurre in maniera veramente molto significativa le emissioni di CO2 nell'ambiente, in quota parte anche ridurre la dipendenza dagli altri paesi nell'approvvigionamento energetico per il riscaldamento di queste famiglie. È un primo passo, d'accordo. Abbiamo rilanciato l'opportunità di creare delle cosiddette comunità energetiche, cioè la possibilità che non esisteva nel nostro paese perché era vietato, ma banalmente per un condominio di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto e di condividere l'energia che viene prodotta fra gli appartamenti sottostanti, usufruendo di tutta una serie di incentivi che sono attualmente già legge dello Stato e che possono essere realizzati domani mattina. Insomma, noi pensiamo che piuttosto di realizzare una centrale nucleare da 1 gigawatt è meglio fare 100.000 centrali di comunità, perché otteniamo un doppio beneficio, quello di aumentare la nostra autonomia rispetto agli altri paesi e quello di fare un passo importante, anzi gigantesco, nella direzione della sostenibilità per contrastare questo fenomeno drammatico del riscaldamento globale. Ma io sono perfettamente d'accordo sull'energia rinnovabile, sui rigassificatori non molto, perché chiaramente sono delle cose che inquinano, perché il gas deve arrivare dall'America, diventiamo di nuovo dipendenti dagli americani e arrivano via nave, con delle navi che consumano tonnellate e tonnellate di carburante fossile, e poi un gas molto sporco che non rende tanto e costa molto di più del gas russo. E l'unica cosa poi di green che è stato fatto in questo paese, secondo me, è stato il Green Pass. È molto. Ci arriviamo fra poco, perché vorrei tornare un attimo sul Covid. Baratto, chiudiamo sull'energia. Insomma, dice Cappelletti, è inutile che pensiamo a soluzioni che poi ci rendono ancora più dipendenti e che poi aggravano una situazione climatica che abbiamo purtroppo avuto delle lezioni serie, sta cambiando la nostra realtà. Quindi la soluzione, al di là dell'immediato, come diceva lei, insomma, dell'emergenzialità, la soluzione quale potrebbe essere? No, ma soluzioni, io sui rigassificatori io sarei invece d'accordo di andare avanti anche per quella strada qua, per quella strada là nell'immediato, perché credo sia assolutamente importante. Credo che le soluzioni che si trovano subito bisogna assolutamente guardarle, perché, ripeto, oggi siamo in un momento di assoluta emergenza, perché parliamoci chiari, noi stiamo amministrando
oggi in questo momento. Sicuramente dovremo guardare anche per il domani, per i nostri figli, i nostri nipoti, per chi deve ancora nascere, e questo sicuramente è assolutamente vero. Ma oggi dobbiamo guardare, perché un'emergenza come questa non c'è mai assolutamente stata. Allora io credo che se siamo amministratori seri, se siamo gente che vuole amministrare in maniera seria e concreta, dobbiamo dare oggi delle risposte immediate. Per cui io credo che la soluzione immediata sia di trovare assolutamente dei soldi subito per darle alle imprese, per darle alle famiglie, perché rischiano di passare questo momento che è davvero drammatico, perché non voglio ripetermi quello che ho detto prima, perché lo sa, oggi dobbiamo dare la fiducia ai nostri cittadini, perché i cittadini guardano chi va a amministrare e devono aver fiducia di chi va a amministrare questo paese. Allora noi dobbiamo rispondere in maniera concreta. Dopodiché vogliamo guardare per il futuro, io sono pienamente d'accordo, ne abbiamo discusso più volte anche in queste trasmissioni, dobbiamo parlare in maniera europea, perché oggi bisogna guardare a livello europeo. Io credo che bisogna guardare in maniera concreta con questo paese che si deve rafforzare nel sistema energetico, perché bisogna assolutamente arrivare a un'autonomia, e questo non è fuori discussione. Però ripeto, per chiudere, dobbiamo guardare nell'immediato, perché sono oggi che le imprese non riaprono, sono oggi che le famiglie non riescono a pagare la bolletta perché è quadruplicata. Allora dobbiamo intervenire in maniera seria e concreta. Di questo dobbiamo parlare nell'immediato. Dopodiché volevo rispondere un attimo a Italexit, mi sfugge il nome, scusa. Andrea Donaggio. Scusa Andrea, mi sfugge, no, io non sono mai stato, il nostro gruppo non è mai stato al governo, tanto per essere chiari, però abbiamo appoggiato il governo sicuramente su delle scelte concrete che guardavano nell'interesse di questo paese e nell'interesse di questi cittadini, e io lo appoggio anche in questo momento, se questo governo assolutamente fa qualcosa nell'immediato per questa problematica che non è mai stata come in questo momento. Ma guardi, secondo me un'idea sarebbe di tassare gli extra profitti di queste aziende del gas che ci ma guarda che l'ho detto prima questo, io su questo sono pienamente d'accordo su questo, ma interveniamo subito, io dico questo. Assolutamente. Bisogna pensare all'immediato ai cittadini, prima cosa ai cittadini e alle piccole e medie imprese, che saranno quelle che subiranno di più. Allora, abbiamo pochi minuti ancora, però volevo introdurre questo argomento, l'abbiamo parlato prima anche con il dottor Benazzi del VULS 2 Marca Trevigiana, diceva prima Green Pass, insomma poi Donaggio, Italexit, ma Donaggio in particolare, insomma è stato insieme a Stefano Puzzer uno dei promotori, insomma qui con me. Esatto, delle lotte, insomma a Trieste, dei portuali. Allora, ci siamo un po' dimenticati del Covid che tanto penare ci ha fatto in questi 2 anni, e lo ricordiamo, la situazione emergenziale, lo ricordava Cappelletti prima, anche se in questo momento c'è un'indicazione di un rialzo di contagi, lo sappiamo, ci sono molte meno persone in ospedale, grazie anche ai vaccini, per chi crede nei vaccini, però si va verso un autunno nel quale potrebbe esserci altri problemi, addirittura con questa situazione del West Nile c'è anche il pericolo, il rischio che ci sia una tempesta perfetta di West Nile e Covid recrudescenza. In tutto questo, nella scuola si è deciso insomma di far cadere le restrizioni, di far cadere gli obblighi, si andrà a scuola senza mascherine e ritorneranno i prof no-vax, cosiddetti no-vax. Immagino che dal suo punto di vista sia una buona notizia. Una buonissima notizia, tra l'altro le cito adesso una sentenza del 22 agosto del Tribunale di Brescia dove dice che l'obbligo vaccinale lede ogni dignità umana. Anche i giudici e i magistrati stanno iniziando a capire un po' che forse questa è una sentenza, una sentenza del 22 agosto di quest'anno.
Ecco, lei diceva l'altra volta che ci siamo visti, insomma, anche per quanto riguarda i medici, il ritorno è necessario anche per dare un po' di ossigeno. Ecco, come commenta, insomma, il ritorno di questi professori Novax e soprattutto il fatto che, ad esempio, molti presidi si dicono preoccupati per quelle che potrebbero essere le proteste dei genitori? Intanto vorrei che non passasse mai questa etichetta Novax, perché è proprio un termine che un po' ha stufato, no? Credo che se uno non vuole farsi un siero, che non è un vaccino, un sierogenico, non sia un Novax. Io sono multivaccinato, ma però non sono un Novax. No, è stata un po', come posso dire, un po' troppo sfruttata questa cosa Novax. Seconda cosa, se anche una persona che ha fatto il vaccino può contagiare, tutto questo teatrino non sta in piedi, semplicemente. Cappelletti, preoccupato? Secondo lei è la misura giusta, come dire, il ritorno a scuola in queste condizioni, e cioè un ritorno a scuola senza mascherine, con il ritorno di dei professori, dei docenti, ma anche del personale ATA che non si era vaccinato? Oppure stiamo un po' mollando la presa da quel punto di vista, ben ricordando cosa è stato il Covid? Ma guardi, io lo dico per chiarezza, anch'io sono vaccinato, ho fatto 3 vaccinazioni e credo che sia importante per chi ha oltre 60 anni considerare di fare anche la quarta. È un sollecito che arriva da esperti molto più esperti e sottoscritto, diciamo, dal punto di vista della gestione sanitaria. Io credo che però abbiamo anche superato una situazione di emergenza. Ora le conseguenze da Covid sono sempre meno gravi rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, e questo giustifica anche una riduzione di tutte le cautele che ci siamo abituati, con cui ci siamo abituati a convivere. Quindi è chiaro che sono anch'io concorde che non possiamo rimanere in una fase di emergenza continuativa, non avrebbe senso, tanto più che da un punto di vista generale è vero che non abbiamo risolto il problema, è vero che rimane comunque tuttora anche un dato di contagio significativo, ma le conseguenze di questo contagio probabilmente, proprio per la massiccia campagna di vaccinazione che abbiamo avuto nel nostro paese, sono sicuramente meno gravi rispetto alle prime fasi relativamente alla prima e alla seconda ondata. Detto questo, non abbassiamo la guardia, teniamoci anzi sempre pronti, perché sappiamo che questo è un virus maledetto che cambia in continuazione, che è predisposto alle mutazioni, e quindi va bene in questo momento abbassare la guardia, perché effettivamente stiamo uscendo da una situazione di emergenza drammatica, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche questo problema da combattere. Baratto. Ma non dimentichiamoci pure degli effetti avversi del vaccino, perché ci sono. Qualcuno non fa. Qui c'è tutta una letteratura da approfondire su questa cosa. Abbiamo conosciuto tantissime persone con effetti avversi che non vengono riconosciuti, ed è una cosa C'è tutto paurosa, un approfondimento che andrebbe fatto sugli effetti avversi, però sugli effetti avversi andrebbe fatto una puntata ad hoc. Allora, Baratto. Sì, anch'io premetto, anch'io sono stato vaccinato 3 volte, per cui dopodiché io credo che la medicina sia una scienza. Io sicuramente mi limito a dire che oggi sembra che questa grande emergenza, da chi molto più esperto di me, siamo un po' fuori a quella grande emergenza. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo con questa pandemia. Non dobbiamo dimenticare anche il periodo che abbiamo passato purtroppo per questo. Io credo che assolutamente vada bene andare avanti, però con tanta attenzione. Però credo che chi ha il ruolo di controllare oggi l'abbia sempre fatto in maniera seria e concreta, lo stia facendo.
bisogna guardare anche i mutamenti di questa malattia, per cui io credo assolutamente che sia importante comunque ancora l'attenzione. Dopodiché, ripeto, io non sono un esperto, non sono un medico, per cui mi atterrei a chi questo lo fa per mestiere, a chi studia su queste malattie, su queste pandemie, che credo sia assolutamente importante. E non dimentichiamo quello che purtroppo abbiamo passato sia a livello sicuramente di malattie e chi purtroppo è stato in prima linea fin dal primo momento, perché credo che tuttora e anche oggi vanno assolutamente ringraziati, ma non dimenticare anche in quel periodo cosa si è passato anche a livello economico, perché bisogna guardare tutto a 360 gradi, i problemi che ha creato questa pandemia, per cui sempre attenzione, ma logicamente guardando avanti in maniera positiva. Gli ultimi minuti vi chiedo... Giusto, no? Scusami, tutto giusto, però le cure per il Covid ci sono e voi avete insistito su una campagna vaccinale che ha portato un sacco di effetti avversi. Avendo un sistema sanitario al collasso, chiaramente l'unica via d'uscita era questo vaccino, invece le cure c'erano, ci sono e ci saranno. Allora, a onor di cronaca le cure sono state utilizzate, però vabbè, esatto, questo è un altro discorso, è troppo lungo, dovremmo fare una cosa ma anche perché credo che se dobbiamo fare un ragionamento credo che abbiamo sentito molto bene anche il direttore dell'ULSS di Treviso prima, che in maniera concreta e seria più di qualche volta ha davvero espresso le varie problematiche che hanno avuto all'inizio interventi i medici, ma tutto quel fronte ospedaliero, per cui io credo che bisogna assolutamente attenersi a chi ha avuto queste esperienze e a chi davvero è stato in prima linea. Io credo che sia questo davvero importante. Allora, dovevamo attenerci a 3 virus-star che cantavano Jingle Bell? O a Crisanti che non danno tu sarai un medico sicuramente, io non lo so perché non so la tua professione, io non lo sono, ma ti ripeto che per me la medicina è una scienza e per cui bisogna tenersi a chi guarda questa scienza. Posso chiedervi una cosa? Vi chiedo l'ultima cosa, un minuto a testa. Mi dite adesso, da adesso in avanti, il 25 settembre, manca un mese, quale deve essere la parola chiave di questa campagna elettorale, la parola cruciale di questa campagna elettorale? Cappelletti. Lavoro e ambiente. Di lavoro se ne parla poco, soprattutto del problema del lavoro precario, della precarietà dei posti di lavoro, soprattutto dei giovani. Si parla poco o non si parla per nulla di minimo salariale. In Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di lavoratori che percepiscono meno di 9 euro lordi all'ora. Questo non è uno stipendio dignitoso e la precarietà del lavoro non consente la programmazione di una vita. Noi dobbiamo intervenire da questo punto di vista, dando una mano anche alle aziende. La nostra proposta di rimente la fanno molti partiti politici. Vogliamo cancellare l'IRAP per dare un nuovo impulso e sviluppo, in particolar modo alla piccola e media impresa. Abbiamo proposto come finanziare questo intervento con un intervento importante da oltre 23 miliardi. Però contemporaneamente dobbiamo continuare anche a ridurre il cuneo fiscale. L'abbiamo già fatto nel Conte 2, lo ricordo perché è stata un'operazione veramente gigantesca. Abbiamo ridotto fino a 100 euro al mese il cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori. Abbiamo dimostrato che lo si può fare, circa in più all'anno. Vogliamo andare avanti in questa direzione per creare nuove opportunità di lavoro, ma anche per consentire ai lavoratori di avere salari più adeguati e più dignitosi. Maratto, la parola chiave dei prossimi 30 giorni. Guarda, io te l'ho detto anche prima, economia, energia e bollette nell'immediato, perché questo dobbiamo guardare per poter tenere in piedi le nostre piccole e medie imprese, che ripeto, e l'ho detto sempre, fare impresa in Italia è una doppia impresa, ok? Per cui mai come in questo momento le imprese hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto, perché sono le imprese che tengono in piedi questo paese, possono dare un futuro ai nostri giovani,
a chi deve ancora nascere, ma soprattutto un futuro anche alle nostre famiglie, che questo oggi è assolutamente importante. Io credo che nell'immediato questo dobbiamo guardare, poi possiamo guardare a tante altre cose. Benissimo. Sono pienamente d'accordo in primis sull'ambiente, però oggi dobbiamo guardare l'immediato. Benissimo. E guarda, se ti posso dire, direttore, noi, la nostra lista è noi moderati, non è Coraggio Italia è all'interno. Certo, all'interno della coalizione, certo. Di noi moderati. Grazie ancora per l'invito. Donaggio, chiediamo con lei la parola più importante. Tutti i punti principali è il no Green Pass, no all'obbligo vaccinale, no all'euro e alla tirannia europea, sì a una commissione d'inchiesta sul Covid, sì ad un'aliquota per chi produce, aliquota al 15% per chi produce il Made in Italy, e no sicuramente lo strapotere delle multinazionali che giovano degli sconti fiscali o vivono in paradisi fiscali. Queste sono dunque le parole chiave di Italexit per i prossimi 30 giorni. Grazie allora ragazzi per essere stati con noi, ad Andrea Donaggio, ad Enrico Cappelletti e all'onorevole Raffaele Baratto, grazie davvero. Vi lascio adesso alla proseguo della nostra programmazione, vi ricordo dalle 18:30 come sempre il telegiornale del Veneto e poi l'informazione continua con Venezia e con Treviso. Arrivederci.